Buonasera a tutti, mi hanno chiesto di fare 2 parole di introduzione mentre le persone finiscono di sedersi. Allora, cominciamo con una domanda: qual è l'unico momento di tutta la vita in cui si può essere felici? Chi lo sa non lo dica, tu lo so che lo sai. L'unico momento della vita in cui si può essere felici è il momento presente. Perché dico questo? Perché noi non vogliamo né rimandare al futuro, quando il momento in cui saremo veramente soddisfatti, e neanche pensare al passato, perché vogliamo essere persone che godono ogni singolo momento. Cosa c'entra questo con la serata? Perché non vogliamo pensare che dobbiamo guardare a tutti i costi il passato o il futuro, quindi viviamo il presente, però dall'esperienza vogliamo imparare. In tanti, troppi, secondo me, hanno, lasciatemi dire, abbassato la guardia, e tante iniziative che durante il periodo pandemico stavano prendendo piede, a volte hanno meno energia, meno impulso. Ho degli amici che hanno fatto delle scuole parentali e qualcuno l'hanno perso, non tanti, ma qualcuno, perché dicono sì, tanto è tutto tornato normale. L'importante per me è che capiamo bene quello che è successo in maniera tale che non succeda mai più in futuro. Lo facciamo guardando il film La morte negata e con un dibattito che faremo poi con un paio di dottori, Riccardo Zunski, Dario Giacomini, con un avvocato zen e con Don Floriano. Dura circa un'oretta e 10 e ci rivediamo fra un'ora. Buona visione. Playmaster Movie autorizza l'utilizzo di questa copia del documentario La morte negata alla sola fruizione online. Consente altresì di scaricarlo all'indirizzo www.playmastermovie.com e ne consiglia la massima condivisione caricandolo sui social network, piattaforme libere e quant'altro consenta alla tematica trattata di raggiungere più persone possibili. Per informazioni invece riguardo alle proiezioni, scrivere a info@playmastermovie.com. La verità è patrimonio di tutti. Sostieni il nostro impegno. www.playmastermovie.com. Buona visione. Dal regista di Invisibili, non è andato tutto bene. Le verità negate sul Covid-19. A 3 anni dal primo lockdown è giunto il momento di analizzare i fatti attraverso un punto di vista libero e indipendente. Paolo Cassina, già regista di Invisibili, e Playmaster Movie intendono realizzare un documentario in cui la narrazione della pandemia a senso unico, presentata dai governanti e dai principali media mainstream, viene messa in discussione attraverso l'ascolto di voci alternative e libere da conflitti di interesse, con l'obiettivo di ripristinare quel dibattito a lungo negato e consentire al pubblico di farsi un'opinione su uno dei periodi più controversi della storia recente. Anche per questo documentario abbiamo bisogno di voi e del vostro sostegno, affinché ci venga garantita la libertà di esprimere un punto di vista indipendente e libero da censure preventive. Mi sono resa conto immediatamente che era successo qualcosa di gravissimo. C'era stato come una frattura, cioè come se la storia del nostro paese avesse subito una crepa, che da quel momento in poi non sarebbe stato nulla come prima. A tutti hanno detto che questo virus non si poteva curare, che bisognava aspettare. C'è un esubero di almeno 100.000 morti che avrebbero potuto essere salvati se si fossero applicate le cure che già si conoscevano. Perché nel 2021 io ancora lascio le persone una settimana con la tachipirina a casa, la vigilia attesa? Quanto vale la vita del nuclestiano? 9.500 euro, Ale! Sentivo una speranza molto forte, una speranza che poi è stata distrutta nel momento in cui al dottor De Donno è stata negata la sperimentazione, è stata presa, portata via e data a un ospedale dove doveva ricominciare tutto da capo. Lì mi è nato il dubbio, forse c'è qualcosa che non va. Il problema è iniziato con la definizione di questo prodotto con vaccino. Io penso che ancora oggi la sostanza sia da ritenere sperimentale per il semplice fatto che non ne sappiamo nulla. Il problema non è un vaccino, come lo cambia la definizione, il problema risolto.
il Green Pass, una tessera, un lasciapassare che ricordava un po' le tessere fasciste. Molte persone a quel punto si sono trovate di fronte ad un bivio. E mio figlio aveva 15 anni, è passato il controllore, ne ha guardato questo Green Pass caduto e da 5 minuti l'ha fatto scendere in mezzo alla strada. Tutto quello che ci è stato detto sui minori, la tutela, è stato annientato. Nell'obbligo vaccinale vi era una chiara violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Mi sentivo di fare un qualche cosa che non mi costringesse ad andare contro ciò a cui avevo giurato. È uno strumento di controllo e in ultima analisi di schiavitù e distruzione. Tutto era tacciato di complotto, laddove la domanda era ed è illecita. Il dubbio è alla base della scienza. Non si era mai visto che si potesse realizzare un pieno e totale controllo dell'informazione, non soltanto nella televisione generalista, ma nei giornali, nella carta stampata, nelle radio. Sappiamo che rispetto alla introduzione degli altri vaccini, il numero degli eventi avversi è stato di 1500 volte superiore. La pandemia, dicono, è finita, ma sul campo siamo rimasti noi ed è terribile quello che è rimasto. Ho riscontrato in una fascia giovanile un aumento dell'incidenza di pericarditi, miocarditi, infarti del miocardio, fenomeni trombotici. Mi hanno aperto completamente il braccio. Ho avuto difficoltà respiratorie. Quando vedevo lui io urlavo, gli dicevo vai via, non farmi del male. La vaccinazione non è stata obbligatoria. No. Noi dobbiamo cercare, anche se siamo in ritardo, di difendere l'umanità, la democrazia e il nostro popolo. Contribuisci ora. Vai su www.playmastermovie.com. L'uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all'atto di morire. La salute, cioè il potere di reagire autonomamente, è stata espropriata fino all'ultimo respiro. La morte tecnica ha prevalso sul morire. La morte meccanica ha vinto e distrutto tutte le altre morti. Profetiche queste parole di Ivan Illich. Il progetto della morte negata è un progetto del Comitato Nazionale Psicologi per l'etica, la deontologia e le scienze umane. È nato in un periodo in cui si è sentito molto forte un'esigenza, cioè quella di raccogliere il grido d'aiuto dei familiari delle vittime Covid. Un grido d'aiuto causato dalla grande difficoltà di poter accedere alla morte tecnicamente, sia sul piano concreto che simbolico. Io ho perso mia mamma all'età di 69 anni, molto giovane, quindi è stata ricoverata nel dicembre 2021
in un ospedale qui nella nostra zona. Aveva un malore e le è stato diagnosticato una presunta polmonite. Al quarto giorno, dopo diversi tamponi fatti, è risultata positiva. Ci siamo insomma adoperati per portarla in un ospedale più grande di Roma, l'Eccellenza in quel periodo per le cure del Covid. Siamo riusciti a trasferirla l'8 dicembre del 2021, ma non abbiamo mai parlato con nessun medico per i primi 10 giorni di ricovero. Noi pensavamo di andarla a trovare in un semplice ospedale, invece era un ospedale particolare in quanto ci apriva la porta una guardia, un uomo della sicurezza, quindi era una porta chiusa a chiave, si entrava attraverso un corridoio, in questo corridoio c'erano tutte le varie stanze e la stanza di mia madre era una stanza con i vetri completamente oscurati perché aveva le tendine rotte e il citofono non funzionante, quindi noi non riuscivamo a parlare con lei, le bussavamo, lei ci vedeva ma noi non vedevamo lei e quindi poi ci abbiamo parlato attraverso una videochiamata come facevamo da casa. Io ho fatto presente all'ospedale che non si poteva fare una visita in quel modo e loro hanno risposto che era tempo, che avevano segnalato il problema ma non si era ancora risolto. Continuiamo a sentire mia mamma sempre per telefono, per messaggio, perché poi si poteva andare a visitarla in giorni stabiliti, in orari stabiliti e lei insomma ci diceva che stava meglio, che si alzava, si era fatta mettere addirittura un filo con la mascherina per potersi muovere, però nessuno l'andava a lavare, il cibo le veniva lasciato fuori la porta. Quando chiamava per togliere una febbre o per chiedere qualcosa arrivavano dopo 3-4 ore. Mi chiama finalmente il medico e mi dice che attraverso una broncoscopia avevano diagnosticato a mia mamma un tumore ai polmoni. Io la prima cosa che chiedo è: ma è un tumore curabile? Possiamo operarla? Possiamo fare qualcosa? Lui in maniera molto semplice: guardi signora, no, non è un tumore curabile, è un tumore che non si può operare, le aspettative di vita di sua mamma sono di 6 mesi, 1 anno. Appena attaccato ho avuto insomma dei ripensamenti, dico come mai però nessuno ci ha chiamato, sono passati 15 giorni da quando è ricoverata, dalla TAC l'avrebbero potuto capire, non vedevo nessuno dall'altra parte, quindi è un conto parlare, ho chiesto tante volte al medico ma posso venire lì, ci possiamo incontrare, possiamo parlare? Invece mi è stato risposto di no. Poi anche con lei sono diventata molto spicciola nelle chiamate. Va bene mammina, ci risentiamo dopo, perché avevo paura che lei capisse. Dico, già è chiusa lì dentro, ha passato le festività natalizie lì chiusa in un ospedale da sola, in una stanza chiusa a chiave. Se io le dico anche che ha un tumore che non è curabile, diventa pazza. Il 3 pomeriggio siamo tornati a trovare mia mamma e io l'ho vista che non stava benissimo. Dice adesso vado a fare questa ulteriore analisi, lei diceva TAC, però non abbiamo mai capito se fosse veramente una TAC, e poi vi richiamo. Erano le 7, le 8 e un quarto e nessuno ci richiamava. Abbiamo provato noi a chiamare lei, a mandare messaggi e niente, quindi ci attacchiamo al telefono, passa mezz'ora, richiamiamo e nessuno era andato, passa altra mezz'ora, nessuno era andato, me la passano e mia madre era completamente in uno stato confusionale. Le ho detto: vuoi che chiamo i medici, chiamo io? Dice no, tanto che chiami a fare qui, tanto prima che arrivano. La mattina successiva lei mi mandava tutte le mattine il messaggio del buongiorno appena si svegliava. Quella mattina non ho ricevuto, il 4 gennaio non ho ricevuto nessun messaggio. Alle 9:30 mi chiama il medico, il primario, dicendomi che mia mamma nella notte aveva avuto un calo di sodio, quindi era entrata in coma sodico per mancanza di sodio. Stiamo aspettando un farmaco, appena arriva glielo facciamo immediatamente e poi se funziona le facciamo sapere. Alle 2 di pomeriggio ci chiama il dottore dicendo: signora guardi, anche d'accordo con gli oncologi noi abbiamo deciso di non fare questa cura e di evitare ulteriori cure perché tanto le aspettative di sua mamma sono bassissime. Ma come lei mi ha detto 6 mesi, 1 anno, tra poco la chiamerò per darle la sentenza definitiva, sua madre sta per morire. Lui mi ha dato 20 minuti esatti e 20 minuti esatti sono stati. Abbiamo chiesto di poterla vedere, se potevamo portare dei vestiti, ci hanno detto di no perché mia mamma risultava morta di Covid. È stata chiusa come tutti gli altri in un sacco, nessuno l'ha potuta vedere nemmeno
quelli delle pompe funebri, perché poi ho chiesto: ma voi la vedete, ma voi potete? Dice no, noi non ci fanno vedere nessuno, quindi è andata via così, noi siamo rimasti a casa senza poter fare nulla. Io? Dove sono io? Il mio corpo? Il mio corpo? Dove... Che cosa... Perché non c'è nessuno? Voglio tornare! Il mio corpo! Perché non c'è nessuno? Aiuto! Voglio tornare! Fatemi tornare! Fatemi tornare! Fatemi tornare! Voglio tornare! Sono Andrea e a Bologna nel 2022 mi è stato rubato mio fratello Luca, di 54 anni, un uomo forte e sano, energico agricoltore, impegnato nel sociale, nella famiglia, nella parrocchia. Lascia la moglie, 5 figli e 4 piccolissimi nipotini. Luca, in realtà, sapendo di avere la polmonite, per la prima volta con un grosso affaticamento respiratorio, ha deciso lui di farsi ricoverare, fidandosi giustamente dei buoni ospedali bolognesi. Con voi vorrei essere sincero, vi posso dire che essendo lui e la sua famiglia positivi con i primi sintomi influenzali, avevo deciso di andarlo a trovare a casa sua. Da lì a poco i ragazzi non vaccinati non avrebbero più potuto praticare attività sportive ed io stesso dal 15 febbraio avrei avuto la sospensione dal lavoro, in quanto pur essendo guarito e con i miei anticorpi naturali non possedevo però il Super Green Pass necessario per lavorare. Ci siamo baciati e abbracciati, è stata l'ultima volta che ci siamo visti, perché la settimana successiva, il 17 gennaio, è entrato in ospedale. Dopo 24 ore lo hanno intubato e al 10° giorno è deceduto. Come comitato abbiamo ascoltato molte storie dei familiari delle vittime, abbiamo notato che vi erano molte cose in comune nei racconti. Mio marito è morto il 4 dicembre 2020 dopo che si è stato tenuto una settimana a casa dal medico curante solo con tachipirina e vigile attesa. Si entra in ospedale perché si ha bisogno di cure. Si fa il tampone, si è positivi al Covid. Da quel momento in poi entri nel mondo Covid e perdi i contatti con l'esterno, col mondo, con i tuoi familiari e perdi ogni potere. Lei entra in ospedale il 28 giugno. Da quel momento io mia madre non la sento. Lei non riusciva proprio a parlare, a prendere il telefono, a digitare il numero e a chiamare. L'unica volta è stata proprio quel giorno in cui io ho sentito soltanto un verso che ho interpretato come "Ciao Milena", altrimenti io mia madre non l'ho mai sentita quando è stata ricoverata. Con la motivazione delle precauzioni antipandemiche si è impedito ai familiari di essere accanto al proprio caro, di tenergli la mano. Noi ci siamo salutati, sua moglie torna tra una settimana a casa e io non l'ho più vista. Lui era in terapia intensiva, per cui senza cellulare, era ovviamente sedato e quindi impossibile da raggiungere in qualunque modo. L'ho perso senza sapere come. E tutto questo lasciava nello sconforto la famiglia che insisteva nel voler chiedere notizie di questo povero malcapitato, ma non riusciva ad averne. Ogni giorno era un'agonia queste telefonate, duravano
minuti, ore, a volte non riuscivi a parlare con nessuno. Una volta sono stata 2 giorni senza parlare con nessuno. Un'altra sequenza tipica è stata: la persona viene ricoverata, sta male, migliora, viene fatto ventilare l'idea che in pochi giorni forse potrà essere dimesso, dopodiché improvvisamente i parenti non si sa più niente, c'è un vuoto comunicativo di 2-3 giorni, dopodiché si informano i parenti che il paziente è stato intubato e da lì tipicamente c'è un tracollo e la morte della persona. Viene constatato il Covid e gli viene fatta una radiografia ai polmoni e il medico mi dice che in effetti non ci sono danni, i polmoni non hanno danni e che quindi sarebbe stata una cosa che si sarebbe risolta a breve. Si parlava addirittura di trasferirlo nella subintensiva. Abbiamo visto in videochiamata, lui era tranquillissimo, sorrideva, la dottoressa diceva che sarebbe tornato presto a casa, telefonava a tutti, stava sempre al telefono, quindi poi vuoto, dalla sera in poi il telefono non rispondeva più, non leggeva più i messaggi e quando siamo riusciti a parlare con qualcuno ci hanno detto che era stato intubato. Una volta intubato la situazione peggiorava giorno per giorno, ha iniziato con infezione dal catetere, poi si sono compromessi man mano tutti gli organi. Io più volte ho chiesto se gli potevano fare la trasfusione del siero perché io avevo avuto il Covid, quindi tenevo gli anticorpi. Mi è stato detto che l'ospedale non accettava questo tipo di terapia. Gli hanno fatto la tracheotomia, hanno tentato di stubarlo ma dicevano che si agitava. Io chiesi se mi potevano fare entrare perché lui se mi vedeva si calmava, io avevo avuto il Covid quindi ci poteva entrare, mi è stato negato. E niente, fin quando la situazione peggiorava, il 4 dicembre arriva la telefonata che mio marito era morto, aveva avuto un arresto cardiaco ed era morto. Improvvisamente il 4 dicembre sono stato chiamato e mi ha detto sua moglie si è aggravata, non ci sono più speranze. Così. Da stazionaria o gli ultimi giorni di peggioramento, io sono morto in quel momento. E quello che si ripete poi più di frequente è questa immagine angosciosa di riavere restituiti i familiari in un sacco nero. C'erano 3 sacchi, gli viene detto Vanacore, il primo sacco sulla destra. Sacco, un sacco nero. Mio marito si era ridotto un rifiuto in un sacco nero. Così è stato indicato il padre a mio figlio, il primo sacco sulla destra. Un evento ricorrente è stato il sequestro dei cellulari. Perché hanno cancellato tutto dal telefono di mio padre? Qual è? Cosa è successo allora in quell'ospedale? È giusto che io ho dei dubbi, perché mi hanno cancellato tutto dal telefono, perché ho fatto denuncia e il telefono non è stato preso. Un telefono nuovo di 3 mesi. Hanno provato anche a bruciacchiarlo vicino alla scheda, forse per magnetizzarlo. Cioè, se non c'era niente da nascondere, perché io non ho potuto vedere le ultime cose che ha fatto mio padre dal telefono? Una cosa che è terribile sia per chi resta, sia per chi se n'è andato in questo modo tremendo e che credo non ci sia storicamente stata un'altra situazione in cui si è inflitto questa ferita così profonda proprio nel tessuto sociale, cioè di non poter prendere commiato dai propri cari che se ne andavano. E non poter accedere a un rito funerario che permetterebbe un saluto degno di questo nome. Mio marito non ha avuto l'estrema unzione, mio marito non è entrato in chiesa, mio marito era una brava persona e non meritava la fine che ha fatto. Parlando con i miei amici che sono rimasti vedovi, mi ha detto ma mia moglie aveva un tumore e mi è morta in braccio. Ho detto sei stato fortunato, so che dire una cosa del genere sembra un assurdo, però il fatto di essere lontano da lei. Tutto ci hanno tolto, perché quel giorno che era arrivato il telefono a casa era come, non lo so, ritrovarlo, e invece non c'era nulla, non c'è più nulla. Adesso sono a casa, faccio questi video perché non ho un interlocutore, che mi ritrovo a scontrarmi con un muro di gomma. Mia madre quando è venuta a mancare aveva 73 anni, era una donna piena di vita. Tutto è iniziato dopo un malore che ha avuto a casa, abbiamo chiamato l'ambulanza
E all'inizio si pensava a un infarto, e invece poi dopo una serie di ricerche si è venuto a sapere che aveva un tumore a un polmone in stadio avanzato. Era su per giù metà dicembre del 2021. Io sono riuscita a entrare i primi 2 giorni per un quarto d'ora, dopodiché gli ospedali di tutta Italia hanno chiuso proprio le visite al pubblico. Nel frattempo passavano i giorni, sentivo mia madre sempre che andava peggiorando, aveva l'ossigeno, quindi non riuscivo a parlare bene, più che altro la comunicazione si svolgeva sempre con messaggi SMS. Tra l'altro i dottori inizialmente mi dicono che vogliono iniziare a fare dei cicli di chemioterapia. Poi invece c'è stata tutta un'escalation in poco tempo, dicendo che praticamente non serviva più neanche la chemioterapia, ma la cosa migliore era mandarla a casa con l'assistenza delle cure palliative, attivando un hospice domiciliare, perché per loro il tumore era troppo avanzato e non si poteva trattare. Mia madre peggiora sempre di più e io la sento sempre più disperata. Qui mia madre mi scrive: ho i dolori, qui non c'è nessuno, neanche il campanello per suonare, ti supplico, chiama la polizia. Finalmente mi dicono che posso portarla a casa, parlo con la dottoressa dell'hospice, mi dice di prenotare un'ambulanza privata, mi fa allestire tutta la camera con l'ossigeno, materasso antidecubito, insomma tutto quello che può servire per l'assistenza domiciliare a una persona di questo genere. Il 17 gennaio a mattina, prima che venisse l'ambulanza, mi chiama l'ospedale e mi viene detto che mia madre è risultata positiva al Covid, dopo un mese che praticamente stava già ricoverata. E quindi non solo non la mandano più a casa, ma mi dicono anche in malo modo di disdire questa ambulanza, che tanto non sarebbe servita a niente, e la mandano direttamente a un reparto Covid. E io da quel momento in poi in pratica ne perdo le tracce. Non ce la faccio più e mi fa una croce e io rispondo: amore mio, non respiro più, mi dice lei, chiama gli infermieri, vienimi a trovare, non ce la faccio, non ce la farò. A quel punto sono andata all'ospedale cercando di parlare col direttore sanitario per avere spiegazione di quanto era accaduto e non mi fanno entrare. Ho chiamato anche i carabinieri e per fortuna, grazie ai carabinieri, sono riuscita a parlare con questo direttore sanitario. Finalmente almeno in direzione sono entrata. Lui mi rassicura, mi dice che non c'è problema, che tanto tempo, una settimana, 10 giorni, il tempo che mia madre si fosse negativizzata, mi avrebbero comunque riattivato questo hospice domiciliare. Quindi passano altri giorni e il telefono non viene mai caricato e mi dicono dall'ospedale che per andare a caricare il telefono c'era tutta una vestizione particolare per entrare in questi reparti e quindi non potevano perdere tempo a fare tutto questo procedimento soltanto per caricare il telefono, e quindi io ne perdo totalmente le tracce. Il 23 gennaio all'alba mi chiamano da questo reparto e mi dicono che mia madre non c'è più. Mi è stato consegnato un sacco nero con tutta la sua roba buttata dentro, tutte vestaglie piene di sangue, con tutta cosparse di varecchina. Davanti alla chiesa mi hanno portato una bara chiusa ed è finita così questa storia, finita praticamente nel nulla. Io non so neanche chi c'era dentro quella bara e non l'ho più né sentita né rivista mia madre. Sono Irene e a Venezia nel 2022 mi è stato rubato il mio papà. L'ultima volta che l'ho visto felice è stato qualche settimana prima, quando festeggiavamo il compleanno mio, di mia sorella e di mia figlia. Stavamo festeggiando qui a casa mia e tutti i nipoti gli avevano disegnato sulla testa degli smile con l'indelebile. E mio papà si faceva fare tutto e ridendo dopo glieli abbiamo tolti con l'alcol. Quello è l'ultimo ricordo felice che ho di mio papà. L'ultima volta invece che ci siamo parlati è stato il 22 dicembre del 2021, il giorno che lo hanno intubato. Ci hanno fatto una videochiamata, l'ultima videochiamata. Lo abbiamo salutato e mio padre era impaurito, era terrorizzato. Ci ha salutate, ma proprio il suo era un addio. Sapeva cosa andava incontro. Quella è stata l'ultima volta che lo abbiamo visto.
Ci siamo trovati ad affrontare un tipo di lutto diverso dai soliti. Questo è stato un lutto oscuro e profondo. Un lutto difficilissimo da elaborare, perché non ha avuto un decorso normale. Quando una persona cara muore, no? C'è un primo momento in cui sembra impossibile, c'è una negazione, non si riesce neanche a credere che possa essere successo. Però poi cosa succede? Tu vedi la persona che è morta, hai tempo di salutarla, hai tempo di prendere, di toccare con mano che quel corpo non contiene più la persona, lo spirito della persona amata, e quindi puoi andare avanti. Cosa invece è successo nel periodo del Covid? Che non avendo potuto salutare e assistere e stare vicino alle persone che amavano, hanno subito un vero e proprio trauma. Stringevo quella bara così forte per volerla rompere, per vedere se davvero ci fosse lui dentro. Io non so se mai mi solleverò da questo trauma, dovuto sì alla morte, ma a come è successo, a questo distacco mai più recuperato. Sarà veramente morto? Non è che, per esempio, se lo sono scambiato con qualcun altro e adesso sta ancora ricoverato da qualche parte? Possibile che magari si apre la porta di casa e me lo vedo rientrare? Io non l'ho visto. Io non mi do pace perché sentire una persona che soffre così tanto, io sono convintissima che il mio supporto, la mia vicinanza, la mia presenza ne sarebbero stati comunque dei forti aiuto. Quello che rimane dopo in queste esperienze è un grandissimo senso di colpa, perché le persone si colpevolizzano. Non so se mai riuscirò a superare il senso di colpa. I miei figli mi dicono: ma tu hai agito per il meglio, sono stato io che ho convinto mia moglie ad andare in ospedale, io l'ho convinta a non tornare a casa, e questi due eventi mi rimarranno scolpiti sempre. Che dicano i miei figli, magari appunto non sarà stata la causa diretta. Se la portavo a casa, non lo so, sarebbe stato per me diverso, io forse mi sarei data tregua, ecco, mi sarei data pace. Io invece così ho sempre questo ricordo di questi messaggi, ho questa angoscia che purtroppo mi accompagna sempre, questo è il fatto. Di non averla potuta accompagnare, ecco, fino di non aver tenuto la mano, cioè le cose più banali, più stupide, che però in quel momento diventano essenziali in pratica. Le ultime parole di mio padre erano: venitevi a prendere, non mi danno né da bere né da mangiare. Perché? Io volevo chiamare i carabinieri e non l'ho fatto. Avrei dovuto farlo, mi avrebbero ascoltato, non lo so. Però resta il fatto che rimane anche un senso di colpa per qualcosa che non abbiamo fatto, che forse non potevamo fare, però non abbiamo più nulla. Un senso di ingiustizia profondo, di un sopruso che si è vissuto e che non verrà risarcito, perché la categoria dei parenti delle vittime è un'altra categoria che non viene assolutamente considerata nella sua sofferenza che continua, perché ci si trova in un loop in cui questo processo di elaborazione del lutto non si riesce a fare. Dal 6 dicembre del 21 è passato oltre un anno e mezzo, quindi il 6 dicembre di quest'anno saranno 2 anni, ma per come sono andate le cose io sono ancora... È un evento che mi ha cambiato la vita, è come se fossi stato buttato sotto da un tir. E quando, come adesso, parlo di mia moglie, non riesco cioè il dolore rimane. Papà è morto e io non l'ho potuto vedere, questa cosa è terribile perché veramente è stata una persona rapita che è scomparsa nel nulla. Abbiamo ricevuto una bara che innanzitutto è stata
diversi giorni nella cella frigo di una casa funeraria perché i miei familiari, tra cui mamma, ancora stavano in quarantena. Non c'è stato il rito di vederlo, di vestirlo, di dargli la dignità del morto. E quindi ogni volta che vado anche a visitarlo, ma io vado lì e dico: ma tu stai qua? E poi chiedo perdono perché è una cosiddetta morte che forse si poteva evitare. Domanda che volevo fare, ma papà non era stato vaccinato? No, non era stato vaccinato. Questa cosa del primario che mi dice: signora, se papà lo avevate vaccinato, dice, non avrebbe sviluppato una malattia così importante. Forse papà avesse fatto il vaccino, non avrebbe sviluppato una malattia così importante. Ecco, questo perché io ho avuto anche casi di anziani vaccinati che però hanno sviluppato una malattia in forma lieve. Ma dalla cartella clinica io scopro che papà effettivamente non aveva una malattia così importante, cioè sono loro che non hanno dato una terapia tempestiva al mio papà. Comunque signora, ripeto, non sono qui per fare il processo, assolutamente, io sono un medico e la solo chiedere come mai papà, vista la sua estrema fragilità, non avesse fatto il vaccino. Siamo in un paese democratico, ognuno prende le decisioni dovute. Mi viene una rabbia e nel contempo un dolore immenso. C'è di una morte che non si può metabolizzare, non si può elaborare, è difficile elaborare così, perché sono troppi sensi di colpa che io non dovrei avere, perché la colpa non è mia. Cioè io con i miei familiari e altri familiari abbiamo agito per il bene del nostro caro. Poi vai a sapere che invece in quei reparti bunker il malato non era un numero. È così allora. Corpo mio, sono fuori. Che cosa ti stanno facendo? Un sacco nero? No! E dove sono tutti? I miei amori, dove siete? Non ti voglio lasciare, corpo mio, non ti abbandonerò. Accanto ti starò, accanto ti voglio stare, non ti lascerò. Così, lasciami di stare accanto. La sera dell'8 dicembre del 2022, quando oramai non si parlava più di emergenza pandemica, mia madre Elena, nell'andare a letto, è inciampata in una pantofola, è caduta e si è fatta una lacerazione dietro la testa, superficiale comunque. E io ho pensato di portarla al pronto soccorso per poter mettere dei punti, perché lei prendeva la cardioaspirina e quindi questa lacerazione sanguinava un po'. L'ho portata, che era le 11:30, mezzanotte di quella sera, con tutta tranquillità, perché non pensavo che potessero in qualche modo ricoverarla, visto che era sempre stata cosciente. E l'ho tranquillizzata. Quando sono stato lì ho permesso che facessero gli esami opportuni. Prima di ricucirla le hanno fatto delle radiografie alla testa, la TAC, per vedere se c'erano problemi, e non risultava alcun problema, era solo una semplice ferita superficiale. A un certo momento
hanno guardato nei loro computer e hanno detto non è vaccinata, non è vaccinata. Motivo del ricovero: paziente non vaccinata. Lei aveva scelto di sua spontanea volontà di non vaccinarsi, aveva rifiutato la vaccinazione molte volte quando era stata chiesto se voleva vaccinarsi. Dopo un po' cominciano a dire ah, ma è positiva al Covid. Nessuno gli aveva chiesto di fare tamponi perché lei non aveva alcun sintomo di Covid, non aveva febbre, non aveva raffreddore, e così è stato anche per i giorni seguenti a seguire la cartella clinica. Cominciarono a dire che andava ricoverata perché aveva potrebbe avere anche una polmonite da Covid. Lei diceva di non voler essere ricoverata e l'ha ripetuto molte volte a sfinimento questa cosa: non voglio essere assolutamente ricoverata. Io ho detto che non volevo che la ricoverassero perché quale unico figlio, ma lei non è il tutore legale e quindi non conta niente. Questo è stato scritto anche nella cartella clinica, che io, non essendo il tutore legale, non contavo niente. Però lei non aveva tutore legale perché non è mai stata interdetta, era perfettamente capace di intendere e di volere. La signora non appare in questo momento in grado di intendere e volere, in modo particolare di rifiutare il ricovero. Anche se voi non volete, noi la ricoveriamo lo stesso. Queste precise parole. Non voglio, portami a casa, io non voglio essere ricoverata, non voglio essere ricoverata. L'ha detto in maniera chiarissima. E loro l'hanno presa, l'hanno tenuta ferma, la tenevano ferma, non voleva andare al bagno, non ce la mandavano. Me l'hanno mandata in un ospedale vicino, a 70 km, via, non proprio vicino, perché dicevano che loro non avevano posto lì. Ha una polmonite da Covid mia madre, loro hanno detto di no, non ha nessuna polmonite, ha solo il Covid perché c'è un tampone positivo, però senza sintomi, completamente senza sintomi. Lei non aveva raffreddore, non aveva febbre né altri sintomi influenzali. Dalla cartella clinica è venuto fuori che le sono stati dati fin da subito dei forti sedativi in dosi molto più alte di quelle che i foglietti illustrativi consentono, e in particolare perché era anziana e cardiopatica e quindi potevano dare problemi alla respirazione questi medicinali. Abitudine tabagica: non ha mai fumato mia madre. Uno era un farmaco per la schizofrenia, indicata la schizofrenia. Mia madre non ha mai preso alcun sedativo in tutta la sua vita perché dormiva benissimo da sé la sera e non aveva patologie mentali. È apparso subito sproporzionata questa cosa perché probabilmente lei si è ribellata fin da subito, non voleva assolutamente essere ricoverata, però è stata catturata, tenuta ferma, riempita di sedativi ai quali riusciva in qualche modo a rimanere sveglia nonostante questi sedativi. E poi hanno continuato per tutti i giorni finché non hanno fiaccato la sua volontà, perché io ricordo di averla vista l'ultimo giorno, questa videochiamata, sembrava che stesse non male, ma l'ho trovata molto spossata. Le ultime parole che mi ha detto: saluto a tutti, e poi si è girata, ha detto già, io non devo disturbare. Cosa intendesse non si sa. E così dopo pochissimo tempo, dopo non so se un'ora o due, mi telefonano e mi dicono: sua madre ha avuto un arresto cardiaco ed è morta. Io domando: ma allora io non la posso rivedere? No, lei non la potrà rivedere più, sarà messa in un sacco nero, appena l'infermiera la disinfetterà e sarà messa in un sacco nero e così la troveranno le pompe funebri. E così è stato. Io l'ho rivista solo in chiesa chiusa, nella bara, insomma, sperando che ci sia lei lì dentro, perché nessuno l'ha vista, neanche le pompe funebri. Lei era stata per 40 anni direttrice di un ufficio postale e ancora amministrava tutte le sue cose da sé. L'ultima volta che ci siamo parlati è stata in videochiamata. È stata una videochiamata strana, perché lui era il giorno del suo compleanno e quindi eravamo tutti positivi e non potevamo stare insieme. Quando è arrivato il momento di fargli gli auguri ho preso io il telefono, appena mi ha visto si è messo a piangere, è scoppiato a piangere, non so perché, però si è commosso. E io l'ho preso un po' in giro, gli ho detto: ma che piangi? Stai bene?
perché comunque gli era passata la febbre, era da un po' di giorni che era positivo, ma se la stava passando bene. Ignaro che di lì a poco l'avrebbero intubato. Nel 2022, a febbraio, dopo 3 anni di pandemia, significa perseverare. E perseverare è diabolico. Ce li hanno rubati, sì, ce li hanno rubati, li hanno strappati alle loro vite, ai loro cari. E per questo la devono pagare, dal primo all'ultimo, perché tutto questo non avvenga mai più. C'era il terrore di rimanere da solo in un letto, a volte anche legato e con la minaccia di essere intubato, senza poter dire: ma che mi sta succedendo? Qualcuno può chiedere al medico perché io non riesco a parlarci. È necessario per la propria mente, per cercare di rilassarsi, per sentire quell'amore che unisce, quell'affetto che lega e ti dà la forza per continuare, per farcela. Non lo hanno permesso. La relazione medico-paziente ha subito dei cambiamenti profondi già a partire dagli ultimi 20 anni ed è stata promossa una sempre maggiore burocratizzazione di questa relazione e una sempre maggiore imposizione per il medico o per il sanitario in generale, vale anche per noi psicologi, di protocolli, di linee guida che nella loro ragione di essere originaria dovrebbero essere degli elementi di orientamento, invece sono diventati un elemento di garanzia e di protezione, ma non per il paziente, per il medico. Quindi si è svilita la professione sanitaria del medico, dell'infermiere, ma adesso anche dello psicologo, perché questa è la strada su cui ci vogliono indirizzare. Per cui a questo punto noi dobbiamo essere solo degli esecutori di protocolli. Questa è la base su cui si è innestato la catastrofica esperienza che c'è stata negli anni della pandemia. Inizialmente pensavo che mia madre era stata proprio sfortunata, che era capitata proprio in un ospedale disattento, sciatto e tutto il resto. Invece poi trovando persone di tutta Italia che raccontavano cose simili alla mia, tutte storie diverse ma che poi alla fine avevano un comune multiplo, mi sono resa conto che allora avevo a che fare con qualcosa di più grande, che era stato proprio eseguito in quella maniera, come fosse una sorta di protocollo che diceva di fare così, così e così. Una volta la regola generale era imprudenza, negligenza e imperizia. Tutte le volte in cui ci fosse stata una di queste carenze nell'opera del medico, quella era colpa professionale. Siccome questo li metteva in condizione di poter pagare conseguenze penali rilevanti, allora è venuta fuori la invenzione delle linee guida. Se tu fai così, così e così, ma il paziente muore, non fa niente, tu non rispondi. Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, entro certi limiti, ha corretto questa situazione, per cui non è vero che si possono appellare sempre alle linee guida, perché tutte le volte che le linee guida non rispecchino la situazione specifica di quel determinato paziente, torna la regola generale: imprudenza, negligenza e imperizia. Certo che nel 90% dei casi si fa un drenaggio forte e quindi non rispondi, ma un 10% dei casi nei quali, anche se hai osservato le linee guida, ma quelle linee guida non erano sufficienti per garantire la persona con riferimento a quella determinata situazione patologica, rispondi di imprudenza, negligenza e imperizia. Ci sono dei meccanismi che sono molto umani, no? di disimpegno morale, per cui tu riesci a fare delle cose che moralmente non faresti se riesci a scaricarti le responsabilità, il senso di responsabilità di quello che stai facendo con una serie di meccanismi, di cui alcuni sono ben noti in medicina, per esempio la depersonalizzazione della persona che hai davanti, che non è più una persona ma diventa il paziente del letto 32, per dire, e questi sono già meccanismi standard.
Poi chiaramente puoi delegare la tua responsabilità perché dici ho fatto questo perché così mi è stato ordinato, che purtroppo è un meccanismo tristemente noto anche in contesti completamente diversi da quello sanitario, perché noi sappiamo che dopo la seconda guerra mondiale, per esempio al processo di Norimberga, i criminali che sono stati processati dicevano ma io ho solo eseguito gli ordini. Sono meccanismi che ti fanno sentire una brava persona anche se stai facendo una cosa brutta. Quelli che veramente devono essere colpiti sono coloro i quali hanno creato questi protocolli, hanno creato dall'alto, dal governo, questa mancanza di cure efficaci, diramando in ogni direzione sanitaria, di ogni ospedale e presso tutti i medici di medicina generale queste non cure, perché fondamentalmente i nostri cari sono morti tutti in ospedale, quindi qualcosa lì non ha funzionato, ma mi chiedo anche, e anche qui è un passaggio di logica, perché quando si andava in ospedale ovviamente si somministravano determinati farmaci e quegli stessi farmaci erano inibiti prima di arrivare in ospedale, perché a casa in modo logico non si davano dei farmaci che potevano evitare l'ospedalizzazione. Se il problema era non inflazionare gli ingressi in ospedale, perché allora in ospedale i farmaci venivano alcuni comunque somministrati a casa no? Perché si è detto non raccomandiamo l'uso, se non servono tacete, ma perché non raccomandiamo l'uso delle vitamine? Cioè, questo è stato veramente un percorso oggettivamente in malafede. Ho deciso di agire legalmente perché credo che sia ingiusto imporre un ricovero ad una persona che non lo vuole e non lo vuole assolutamente. Diceva San Giovanni Paolo II che non c'è pace senza giustizia, e io riprendo questa frase a me sempre molto cara e dico che noi familiari non abbiamo la pace se effettivamente non viene fatta giustizia. Noi come comitato abbiamo anche scelto di dialogare con le istituzioni e quindi anche con il governo. Abbiamo scritto diverse mail al sottosegretario alla salute Gemmato, ma anche alla stessa Meloni, che abbiamo invitato anche al nostro ultimo convegno a Roma. Abbiamo invitato a destra, a sinistra, nord, sud, cioè indipendentemente dal tipo di colore politico. Voglio che veramente si passi dalle parole ai fatti, che veramente si indaghi a vedere che cosa è accaduto veramente, se l'altissima mortalità per Covid in Italia poteva essere molto più bassa se si fosse agito diversamente. Alle 4:30 che ho suonato, sono le 6 e ancora non mi hanno cambiato e sono nella merda più totale. Sono pieno come un coso, sembra una cosa normale. Mamma, aiutami te per favore, guarda. La signora Filippini insieme al marito si erano recati in India, adesso non ricordo quale fosse la località precisa, perché avevano avuto attraverso i canali internazionali la possibilità di adottare una bambina. Maria? Guarda papà. Maria? E questo hanno fatto, la bambina l'hanno regolarmente presa, erano pronti per partire dall'India, anzi con un aereo sanitario che loro avevano provveduto a noleggiare a loro spese, se non che in punto di partenza viene fuori che sia la moglie che il marito erano affetti da Covid. Praticamente sono venuti a prendermi con l'esercito e a portarmi in un ospedale indiano. In questo ospedale indiano dove non potevo avere contatti con mio marito, con nessuno. Ci mancavano monsoni e non si può chiudere le finestre, mi broncopolmonite godi tantissimo. Gli ospedali indiani poi sono ospedali magari da campo, ma avevo persone che mi morivano addosso, condizioni igieniche e sanitarie terrificanti. Iniziarono anche le cure e questo aveva comportato un netto miglioramento della posizione patologica del
del marito? Io stavo male, a quel punto avevo veramente i polmoni pieni e là di antibiotici non c'era quasi niente. Invece Enzo riescono, visto che aveva contratto il Covid da poco, a curarlo con un antivirale che appunto l'AIFA in quei giorni aveva non solo consigliato, ma era nelle linee guida proprio anche dei nostri ospedali per curare il Covid con questo antivirale. Arrivano in Italia e vengono entrambi ricoverati al Careggi. Siamo entrati in pronto soccorso dove subito ci hanno fatto le TAC, noi gli abbiamo consegnato i referti medici dell'India con tutta la cura che stavamo facendo. Appunto dopo gli accertamenti di routine siamo stati mandati, ognuno in un reparto diverso. Io in malattie infettive e mio marito in subintensiva perché pensavano avesse una trombosi, invece era solo un danno a un muscolo che si era fatto con la moto. E qui cominciano i problemi, perché il principale errore, quindi la principale causa di tutto quello che è successo è dipeso dalla circostanza accertata da cartella clinica e riscontrata attraverso il mio consulente tecnico che è stato incaricato di fare tutti gli approfondimenti del caso per poter presentare una denunzia corredata appunto di un importante parere medico. L'ospedale Careggi sospende la somministrazione di quel medicamento in virtù del quale già quando era partito dall'India già stava in condizioni migliori in via di risoluzione positiva della situazione. Quindi il punto specifico di responsabilità per quanto mi riguarda sul piano della colpa professionale medica sta in questo, cioè qui non stiamo parlando di interventi chirurgici o cose di questo genere o di diagnosi, perché non c'era niente da fare diagnosi, era pacifico che fosse il Covid, ma proprio nella erroneità della cura praticata, per dire meglio nella mancata cura che doveva essere fatta e che era già stata intrapresa. Non mi fanno parlare col primario, continuo a parlare con i medici che si susseguono, gli chiedo se è possibile fargli avere delle vitamine perché siamo tornati dall'India molto giù, e gli chiedo se continuano a dargli i medicinali che davano in India. Dice sì signora, non si preoccupi, sappiamo noi come fare. Questi hanno violato linee guida e protocolli. Di lì a qualche giorno mi rendo conto che c'è qualcosa che non va perché mio marito mi dice guarda mi stanno sedando, mi stanno dando qualcosa che mi stona la testa e io chiedo il reparto quando mi chiamano per avere notizie e loro mi dicono signora assolutamente no, invece vedo dopo dalle cartelle che gli danno 2 o 3 psicofarmaci insieme. Questa è la cartella del 9 maggio di Enzo del 2021 e una delle mie domande è proprio questa, capire perché subito appena arrivati in ospedale è stato riempito di psicofarmaci quando non ce n'era bisogno. C'ho poca batteria e ti mando la registrazione, almeno tu la puoi ascoltare anche dopo. E poi mi rendo conto che inizia a mandarmi delle registrazioni e sento delle registrazioni di medici o infermieri di cui si sente bene la voce che appunto dicono diglielo a tua moglie che non ci prendiamo cura di te, che non ti curiamo. Sì, non fa.
Abbiamo raccolto i vari messaggi che si scambiavano, che sono una cosa veramente raccapricciante di quello che facevano passare a quest'uomo, e non si capisce per quale ragione. Non è stato una degenza, ma è stato un calvario. Inizio a vedere dalle videochiamate che insomma, i medici gli urlano contro, gli infermieri gli urlano contro perché non voleva farsi mettere un sondino, o perché filava sangue a volte per la mascherina, o perché per 3 giorni non gli avevano dato da bere, gli chiedeva magari qualcosa per bagnarsi le labbra e con l'ossigeno seccava, bruciava. Un trattamento cinico, non soltanto di medici, ma anche di infermieri. Quindi era tutto quanto il personale sanitario che aveva assunto questa situazione come un modo di operare tranquillo, diciamo così, ordinario. Questa è stata la cosa più grave. A un certo punto, un giorno, vedo Enzo che in videochiamata mi dice: Simonetta, mi scoppiano i polmoni, che è successo? Mi hanno cambiato macchinario. Chiamo il reparto: no, aspetta, aiuto. Si mette a gridare aiuto, arrivano questi, un medico e un infermiere, gli staccano violentemente e velocemente questa mascherina e avevano buttato ossigeno a flussi altissimi. Tanto che so poche ore dopo che lo portano a fare una TAC che gli aveva procurato uno pneumomediastino, e la dottoressa mi dice: se non si riassorbe da solo non c'è speranza perché è tutto espanso. Io nel frattempo da casa chiedo aiuto a 1000 dottori, chiedo che si prendano, che possano portarlo via da lì, perché in molti messaggi o in filmini o foto che ho di Enzo si vede che non è adeguato, anche come lo tengono, è pieno di lividi e chimosi. Poi un giorno mi manda un messaggio e mi fa sentire che lo avevano legato con delle bende. Insomma, io voglio vederci chiaro. Però non trovo nessuno, tutti mi dicono: guardi, se vuole chiamiamo anche 1000 volte, ma noi di lì non possiamo portarlo via. Buongiorno, oggi è sabato 15 maggio, sono le 7:10, ti voglio tanto bene, mi spiace ieri sera non ti sei sentito bene. Ti voglio tanto bene, sempre insieme. La sera alle 9 mi arriva la telefonata da un medico, una dottoressa, che mi dice: noi intubiamo suo marito, vi chiedo di non intubarlo, fatemi parlare con lui. E lei mi dice: allora le dico la verità, l'abbiamo già sedato. Subito sotto parte la telefonata su WhatsApp di mio marito: correte, sento fare, toglietegli il cellulare e non lo fate parlare con sua moglie. E vedo che gli prendono il cellulare e riattaccano. Io da quel giorno con Enzo non ci parlerò più. C'è stata quasi una maledetta concentrazione di forze avverse, per cui qualsiasi cosa servisse a Enzo Galli o non gli veniva data o gli veniva data male, e comunque ogni giorno era un passaggio verso la morte. Arriva il primario, arrivano altri medici, arriva un infermiere. Vedo che aggeggia alle flebo che ha e gli chiedo: ma cosa sta facendo? No, gli sostengo i parametri vitali. Vede dal monitor a cui era collegato Enzo, vede questo valore, ora scende così e succede questo. Scende questo valore, si sta bloccando i reni, scende questo valore, si sta bloccando l'attività del fegato. Ecco, guardi ora suo marito, se n'è andato. Io non ho mai visto nessuno morire così a tempo. Non sono soltanto una terapeuta del comitato che assiste i familiari delle vittime,
Sono io stessa, una familiare di una vittima. Mia madre aveva 90 anni ed è morta in una casa di riposo, nelle tragiche condizioni di tutti, avvolta in un sacco nero, non ha avuto un funerale. Prendermi cura di queste persone mi fa bene. Me ne sono accorta mano a mano che ascolto i loro racconti, perché riesco a entrare dentro il loro dolore e riconosco il mio. E questa sorta di cura nella cura che penso possa essere utile a questi familiari delle vittime, e penso che possa dare quel conforto, quella parola, quella tenerezza di cui loro hanno bisogno per cercare di portarli fuori e per cercare di arrivare alla verità, che è quella che noi tutti andiamo cercando. Ora io so niente più corpo, solo questo. Non è brutto, non è più freddo. Io posso andare, ma ho voi. Ho voi accanto a me e io starò con voi, sarò tra voi nella gioia. Non ho più paura. Lasciatemi andare leggero, perché io vi proteggerò e vi sarò accanto. Ma ho bisogno che voi mi lasciate andare. Pegarello possiamo. Perché che sta buonando? Io c'ho il pegarello. Ma ti serve un paio di corna? Intorno a questi eventi luttuosi, così terribili, così negati, c'è stato un muro di omertà. C'è un'omertà della società, dei mezzi di comunicazione, delle stesse istituzioni. È come se le avessero ucciso un'altra volta queste persone. Quindi in un certo senso diventa un atto dovuto quello di raccontarlo a tutti. Dove c'è un dolore, un blocco, un trauma, dove c'è un'interruzione della vita violenta, è sbagliato pensare che riguardi solo queste persone, perché siamo tutti così profondamente collegati e uniti che riguarda anche noi. Queste persone hanno diritto a ritornare visibili anche loro, la loro storia deve essere raccontata, deve per tutti, per chi c'è ancora e per chi se n'è andato. C'è bisogno di amore e di prendere commiato dalle proprie persone care con amore e sanare con l'amore anche interiore per noi stessi tutto quello che noi abbiamo fatto, non fatto, giusto o sbagliato che sia. Ecco perché è importante dare voce a queste storie, ecco perché è importante aiutare queste persone a salutare i loro cari, ecco perché è importante sciogliere e liberare queste emozioni che non bloccano solo loro, ma tutto il contesto a cui esse appartengono. Tu sei bellissima,
bellissima, di lei tu hai le stelle nello sguardo e tu sei amatissimo da noi, pianeti intorno a te. Sei bellissima, di lei tu hai le stelle nello sguardo e tu sei amatissimo da noi, pianeti intorno a te. Chiamavi per nome, ma io chi ero se non un nodo che tenevi in gola, carne della mia carne, come un soffio svanì questo mio fiato che ti tenne. Tutti dobbiamo morire, lo sappiamo, si muore anche giovanissimi, ma il fatto di non poter star vicino a una persona nel momento del trapasso, saperla sola, disperata, è una cosa che io so, perché condivido questa emozione, che non ci va proprio giù. Ed è una cosa che se noi riusciremo a superare tutti insieme, chiedendo giustizia, chiedendo verità, solo allora potremo avere pietà per noi stessi e per i nostri cari, sperando che almeno, ovunque siano, possano non rivivere più quel momento allucinante che hanno dovuto vivere. Invito anche Don Floriano e Dario, dottor Giacomini. Il primo microfono. Dovrebbe dire che sei il primo. Sei il primo. Buongiorno Dario, buonasera Don Floriano. Facciamo un respirone lungo dopo questa mazzata. Allora, dottor Zulski, grazie della sua partecipazione. Grazie per l'invito e grazie per la numerosa presenza. Molti anni, decenni, sia di esperienza medica che di esperienza politica. Se la sarebbe immaginata una storia di questo genere all'inizio? Proprio così, no. Direi proprio di no. Ed è per quello che agli inizi del marzo del 2020, quando vedevo la televisione illustrissimi colleghi parlare di terrorismo e impossibilità di curare, mi sono premurato di andare dai miei superiori, capo distretto, direttore generale che conoscevo in Treviso da 30 anni, a dire, veramente, insomma, io li vado a visitare e non sono stramazzato a terra. Gli curo, come abbiamo sempre curato determinate questioni, in tanti anni di professione, dal 1981 che faccio
il medico di famiglia, prima ho lavorato un po' in ospedale come pediatra da 3 anni, e trovo sì, va bene, sì, teniamo conto, ti facciamo parlare, più sentito nessuno. Poi capita in Santa Lucia, che è il mio paese, un primo ricovero, non del mio paziente, e i familiari si rivolgono al sindaco per dire: ma non possiamo neanche vederlo. E da lì è cominciato un'analisi un po' più critica, cercando di avere anche dei collegamenti con i colleghi ospedalieri, e per fortuna diciamo che non è proprio andata tutta così, ma il sacco nero, un amico che gestisce le pompe funebri e che mi dice quando faccio un certificato di morte per una causa tumorale, quindi non c'entrava Covid né altro, per favore Riccardo scrivi non dovuta a Covid. Io lo guardo e gli dico: guarda che mi hanno insegnato che i certificati medici devo scrivere perché uno è morto, non perché non è morto, cioè che non è morto da Covid. E lì diciamo che non ci avevo più visto, nel senso che c'è qualcosa che non quadra, e abbiamo avviato uno scontro personale, che non aveva nessun interesse a essere personale con questo sistema. E poi sono arrivate le testimonianze della sofferenza, cioè la sofferenza di chi è ricoverato, la solitudine di chi è ricoverato e la disperazione dei familiari. Per cui quando io è la seconda volta che vedo questo documentario, film, e la rabbia, ahimè, è un sentimento che cerco di non provare mai, perché per i 4 giorni che stiamo qui cerco sempre di essere positivo nei confronti della gente, cioè non dimentico, ma non odio nessuno, però la rabbia viene dentro, e mi dispiace per coloro che hanno subito queste angherie, ma mi dispiace per tutti quanti noi, perché veramente non avrei mai pensato che si arrivasse a un livello tale. Poi, grazie a Dio, dico sempre, la classe medica parlo della mia classe, si è mangiata una valanga di credibilità. Per fortuna non tutti e non dappertutto, però la credibilità se l'è mangiata e temo farà fatica a recuperarla. Perché queste sono piaghe che, se hanno toccato a queste persone, ci accompagnano sempre, se abbiamo un po' di sensibilità e di coscienza. Non si dimenticano, perché è difficile lavorarle anche per chi non le ha vissute direttamente, perché è una parte di quello che ci raccontavano del nazismo, dei campi del comunismo, dico io perché mio padre si è fatto 2 anni di campo di concentramento russo durante la guerra, e fino a quando pensavamo superata, di venir meno di quella che è la pietas che ci accompagna sempre con la morte, e poi questo diventa un sentimento che è negativo della società. Io vedo dalle nostre parti, non c'entra niente, ma una volta ai funerali eravamo molti di più, cioè c'era più condivisione del lutto. Adesso la società ci ha completamente destrutturato da questo punto di vista del rapporto interpersonale della pietas, che non mi stupisco nemmeno che potessero esserci dei comportamenti inumani all'interno degli ospedali. E questa è una ferita che personalmente faccio fatica a rimarginare. Grazie mille. Dottor Giacomini, uno dei primi, credo, che si sono esposti e ha pagato personalmente.
Ti aspettavi di avere questa reazione dai tuoi colleghi o sei rimasto stupito di trovarti in qualche modo isolato? Vabbè, adesso vorrei parlare magari del film che le vicende legate a sospensioni o quello che magari tanti cittadini insomma hanno scritto anche in altre professioni per col passare dei mesi. Volevo riprendermi la parola pietas che ha usato il collega, perché insomma per chi ha fatto un po' di studi classici insomma si ricorda l'Iliade, no? Anche Achille a un certo punto provò pietà per Priamo e diede il corpo di Ettore al padre perché facesse la funzione delle religiose. Ecco, non abbiamo avuto neanche questo, pur studiando, pur facendo parte della nostra cultura, abbiamo dimenticato completamente tutto questo, e io l'ho vissuta, fortunatamente non in famiglie con questo tipo di problema, però da dentro l'ospedale, no? Perché comunque nel 2020 lavoravo, ero H24 in ospedale, come tanti, e gli ospedali si sono blindati. Si sono blindati, è vero, all'inizio perché c'era effettivamente paura di qualcosa che era descritto, no? e che non si conosceva. Ricordo perfettamente i protocolli per accedere che venivano richiesti in pronto soccorso, quindi persona che entrava, vieni dalla Cina, i sintomi e poi via scorrendo sono cambiati, però sì, questi ospedali si sono chiusi, non sono stati più aperti fondamentalmente. Ancora oggi secondo me ci sono troppe restrizioni, non solo negli ospedali ma anche nelle case di cura, e non c'è la possibilità di stare vicino al malato, e una persona che è in un ambiente comunque alienante, con problemi di salute, avere qualcuno vicino fa parte della cura, e negargli questo, poi succedono questi fatti qui. È vero, quello che posso dire, mi ha lasciato molto così la storia di Città di Castello, di quel signore. Io la prima volta che vedo questo film, c'è un problema, no? Negli ospedali è entrata anche la tecnologia, anche da parte del paziente, tutti facevano filmati, mandavano messaggi. Questo mi fa riflettere comunque in un altro verso, che magari può essere meno popolare dire questa cosa, però sicuramente rientra in quella frattura, no? In quella mancanza di fiducia tra terapeuta, tra medico e paziente, per cui c'è costantemente uno scontro poi alla fine, no? Perché io riprendo, io messaggio, io filmo, e come a dire, io non mi fido di te, quindi io ti controllo passo passo quello che fai e lo dico verso l'esterno, e dall'altro quindi chi ti dovrebbe curare che ti vede come un nemico probabilmente, e quindi non ti cura bene o comunque entra in una sorta di schermaglia, e il danno poi ce l'ha effettivamente la possibilità di cura, di prendere e di risanarsi sulla parte del paziente. Io queste cose qua le vedevo anche prima del periodo Covid, insomma, persone che entravano in pronto soccorso con la telecamera del cellulare acceso e entrando anche negli ambulatori mentre si visitava per sapere perché non erano chiamati, che stavano aspettando da molto tempo, via scorrendo. Cioè, vedo questo conflitto. Se non superiamo questo conflitto, se non troviamo una soluzione, recuperiamo un rapporto di fiducia tra medico e paziente, purtroppo, come ha detto Riccardo, abbiamo perso tantissima credibilità come classe medica e come sanità in generale, oppure non vedo possibilità di recupero, vedo un tracollo, e quello che succederà non sono in grado di prevederlo. Ci dobbiamo sforzare per recuperarlo, perché poi in realtà se andiamo a cercare la causa primigenia di tutto, dobbiamo cercare nella classe dirigente, la classe del mondo sanità, non tanto nel singolo medico, nel singolo infermiere che avrà fatto cose sbagliate o cose giuste, non lo posso sapere. Sicuramente alcune cartelle cliniche, che almeno così come le hanno letto, lasciano molto perplessi come atteggiamento dei colleghi, però sicuramente i direttori sanitari, i direttori generali, i presidenti di ordine professionale, il ministro, l'Istituto Superiore di Sanità e via discorrendo sono sicuramente colpevoli di tutto quello che è successo non solamente in questi ultimi 3 anni, ma penso negli ultimi 10-15 anni nel mondo della sanità. E oggi poi ecco, succedono queste cose qui, spero che non succedano più, però sento che nell'RSA per esempio ancora la situazione è molto difficile. Molte persone ci dicono non riusciamo a vedere i nostri cari, oppure ci vengono richieste tutta una serie di procedure per poter entrare e stare in compagnia dell'anziano. Grazie.
A proposito proprio dello sperare che non se ne verifichino più, chiedo all'avvocato Zen, innanzitutto non so se era la prima volta che vedeva questo film e la sua impressione ci fa piacere, ma io ho sempre questo pallino. Riusciamo in qualche modo a tornare a dare un valore alla disubbidienza? Perché secondo me queste cose succedono laddove si perde la libera iniziativa individuale. Io quello che dico sempre a chi ha sganciato la bomba atomica su Hiroshima era un ubbidiente, chi invece ha lottato per la libertà, per esempio del Sudafrica e dei neri, era un disubbidiente. Allora perché nelle nostre società non diamo un valore in più alla disubbidienza? Però mi dica la sua riflessione sul film, se è la prima volta che lo vedo. Sì, è la prima volta che lo vedo, buonasera a tutti intanto. Cerco di stare sul tema, però poi vorrei fare alcune riflessioni insieme. Il film descrive una realtà che in qualche modo conoscevo, perché ve ne hanno parlato diversi psicologi, anzi è stata data voce soprattutto a loro in questo film, oltre a chi aveva subito. E io come avvocato queste cose le ho sentite da chi assistevo, le ho lette, mi sono state riferite da amici medici, quindi non mi ha stupito, però quello che è essenziale, ed è anche stato detto non so in che occasione nel film, non c'è pace senza giustizia. Cioè, qui si è creata una frattura, chi mi ha preceduto sono due medici e quindi è chiaro che dal loro punto di vista la frattura è tra la professione, la figura del ruolo del medico e il paziente, che è anche però cittadino, ma la frattura è molto più ampia, cioè, si è andata oltre. Io stesso dico sempre, sono stato un risvegliato perché la misura è andata a violare quello che è un principio secolare, l'habeas corpus, cioè la violazione del corpo è sempre stata dal 1215, dalla Magna Carta inglese, proprio un principio sacro. Qui abbiamo fatto un salto. Ci può dire cos'è l'habeas corpus? Sì, cioè la sacralità appunto del proprio corpo, della proprio. Era quello che Mimo che rappresentava in qualche modo anche questo, cioè il tutto uno dell'essere, del proprio spirito, della propria anima con il corpo. E questo riconoscimento il diritto lo ha cristallizzato dal 1200. Cioè abbiamo fatto un passo indietro a livello culturale, di cultura anche giuridica, enorme, e quindi prima di ricreare questa sacralità passerà del tempo. E la cosa che mi rammarica, ne cenavamo anche prima a cena, è che molti, nonostante l'esperienza, non l'hanno ancora percepita questo. E molti che l'hanno percepita fanno finta che preferiscono dimenticare. Sì, un incubo è passato e non fare più rompiscatole, come si diceva, no? Anche quando si parla con colleghi, è quasi una parentesi, un brutto sogno. Andiamo avanti. Ma come andiamo avanti? A parte i soggetti che hanno subito direttamente, per loro penso che sia, non dico impossibile, ma almeno riconoscere che c'è stato qualcosa che non è andato. E sicuramente la massificazione del pensiero aiuta a un'obbedienza cieca. Non a caso certi meccanismi partono dalla scuola dove i ragazzi vengono indottrinati ad apprendere determinate notizie, a reagire
nello stesso modo di fronte ai medesimi impulsi. Quindi chi sa gestire gli impulsi sa anche il tipo di reazione che avrà. E questo da una parte fa venire i brividi, dall'altra concordo, cioè la resistenza nasce però dal rendersi conto che l'ubbidienza non può essere cieca. È stato detto anche dalla psicologa, da una delle psicologhe intervistate, l'ha detto anche qui il dottore, si pensava, dopo le esperienze della seconda guerra mondiale, dopo il processo di Norimberga, ma tanti altri casi, che ci fosse stata veramente una presa di consapevolezza. Invece ci siamo accorti che la maggior parte è stata indottrinata, incanalata da insegnamenti che partono da lontano. Se vogliamo rimanere nel settore sanitario, una bella volta l'abbiamo avuta con la legge Lorenzini nel 2017, ma anche ancora prima. Partiamo dal 1994 con la riforma sanitaria. Lì già quando abbiamo iniziato a trasformare gli ospedali in aziende, lì già qualcuno doveva porsi qualche domanda, no? Quando il valore economico supera quello umano in un settore dove la persona dovrebbe essere centrale, c'è già qualcosa che non va. Quindi sì, la disubbidienza non è un valore in sé per sé. La capacità di resistere può essere un valore quando è preceduta da una presa di coscienza. Allora diventa. È quello che, tornando al dispiacere che sto avendo in questo periodo, lo dicevo anche prima, nel vedere questa finta normalizzazione, perché appunto si sta tornando a una finta normalità, perché non c'è una vera pacificazione, perché non c'è stata una missione di colpa, che sarebbe molto utile. Tutte le questioni sulla commissione parlamentare, sono il primo a dire che nessuna commissione ha mai portato a un risultato, ma è già un qualcosa, serve intanto a creare memoria storica sui fatti. Pensiamo al caso Moro, molte cose che sappiamo perché c'è stata una commissione, molti dati che adesso magari vengono rielaborati, ma nascono dallo studio delle commissioni che hanno raccolto informazioni. E poi è un modo anche di sfogare da una parte e ammortizzare dall'altra le tensioni che un fatto traumatico, come è stato questo, ha creato. E il dispiacere è che mentre ci sforziamo di tornare a una normalità, il 24 marzo si deciderà su un nuovo piano pandemico. E noi siamo qui a parlare di quello che è stato, e c'è qualcuno che sta parlando della malattia X, del virus X, di cui sanno già che sarà tremendo come l'Ebola, avrà una letalità pari all'Ebola e una contagiosità pari al morbillo. Chissà in base a cosa lo stanno progettando così. Stanno pensando a questo e stanno anche pensando a quella che sarà la reazione che dovranno avere i paesi, che intanto stanno delegando la loro sovranità senza essere passati da un giudizio popolare, da una delega neanche parlamentare, perché non va nemmeno il ministro a parlare all'OMS. Ci vanno privati in pieno conflitto di interesse. E noi appunto ci sforziamo di normalizzare e qualcuno sta pensando invece a creare delle fratture ancora più grandi. E questo dovrebbe farci riflettere anche sul nostro ruolo, perché chi è qua, molti li conosco, li ho già visti in altre situazioni, però abbiamo tutti un ruolo che non è solo quello di normalizzare e cercare di metabolizzare, ma è anche quello di testimoniare
perché sennò fra 3 anni, fra 4, non so quando, un caso del genere io me lo aspetto ancora. Grazie mille. Allora, sono molto contento che sia con noi Don Floriano, per chi da credente. Io sono rimasto un pochino deluso da certa chiesa. Per fortuna però esistono degli esempi che sono riusciti un po' a cantare fuori dal coro. Abbiamo visto tutti, credo, le chiese in cui bisognava mettersi la mascherina, farsi la mucchina prima di entrare, eccetera, consigli pastorali in cui chi non era vaccinato non veniva accettato. Don Floriano, come si è sentito lei? Beh, buonasera a tutti anche da parte mia, saluto anche Giorgio e gli altri, ma Giorgio in particolare, ecco, perché so che è un grande animatore di incontri culturali e abbiamo bisogno di avere idee forti per poter essere forti ad affrontare le battaglie che verranno, e per essere forti dobbiamo anche riflettere su quello veramente fuori di tutti i gangheri che è successo in questi ultimi anni. Potrei parlare da vari punti di vista e poi magari nel secondo giro parlerò come sacerdote, diciamo, perché volevo anche parlare come uomo, come voi, e come cosa? Come cittadino, così, come uomo, insomma, ma anche come malato, se si vuol dire, come persona che ha avuto bisogno 8 anni fa di essere ricoverato in cardiologia intensiva, diciamo, una roba del genere, non so il nome, perché andavo a spalare neve nel mio paesino, poi facevo la messa nella chiesa a Freda, spalavo neve, avevo la maglietta, che tengo sempre la maglietta che mi piace di più che le canottiere, umida, bagnata, 1, 2, 10 volte, fatto si sta, una mattina non mi alzavo più dal letto. Erano già diversi giorni, dir la verità, che il respiro era molto faticoso e per salire le scale o anche una pendenza non andava tanto bene. Però quella mattina non riuscivo a prendere il cellulare che avevo lasciato nei pantaloni ai piedi del letto sulla sedia. Non riuscivo più a fare niente. E mi hanno portato via con l'elicottero, mi ricordo, tutti auguri, quando quelle troppi auguri non mi suonava tanto bene, comunque auguri, bene, grazie, sì. Mi ricordo che la saturazione ha detto che era a 54. Ero abbastanza in giù, sì, però non ho mai perso coscienza. L'ho persa quando mi hanno ricoverato, dopo che ho fatto quel prelievo di sangue, non so io, per l'ossigeno, e vabbè, poi ho messo a letto e lì si vede che è caduta la tensione, sono svenuto in pratica, dico io svenuto, ma insomma ho perso coscienza. Poi quando sono venuti a trovarmi mi hanno detto, i fratelli, ma ti danno da mangiare, cosa mangi? Ah, mangio tutto. Non mi ricordavo neanche i giorni che ero stato, che erano passati da quando avevo perso coscienza. Avevo l'impressione che andava tutto bene, che mangiavo benissimo, era tutta una fantasia mia. Poi però insomma non stentavo ad andare su con il respiro o con l'ossigenazione, non so come si dice in termini tecnici. Una cosa che mi ha dato fastidio è questa, che un giorno mi hanno portato in una stanza, non mi ricordo che stanza che fosse, per fare l'esperimento su una nuova macchina per pompare l'ossigeno. E l'infermiere che diceva che sono un soggetto che non collabora. Lui pensava che io fossi, non so, mezzo invece capivo, queste
il loro nervosismo, perché l'importante era provare la macchina. 1. 2. Sì, mi ricordo anche tutte le gentilezze, eccetera. Gentilezze anche di infermieri, devo dire, della Sicilia, ad esempio, perché io sono super desideroso di un Veneto indipendente, però stiamo attenti che il bene è dappertutto, quindi non contrapponiamoci dove non serve, anzi collaboriamo. E i migliori infermieri che ho trovato in quel periodo siciliani. Poi non andava su. Questa frase seccata del medico della visita di quel giorno, sono passati alla maschera quella forte che insomma mi pompava dentro l'ossigeno, non ricordo quanto, litri diceva, sì. Se non dovremmo fare l'intubazione. Sarà la paura, sarà non so cosa che ho cominciato a riprendere ossigeno nel sangue. Questo per dire che siamo 8 anni fa. Quindi qualche cosa nella sanità è un po' che non funziona. E sono d'accordo anch'io, perché sono stato anche cappellano in ospedale. E cappellano, vedi, avevamo a Belluno 2 morti in media al giorno. E il rispetto per il corpo, che ancora sento un brivido adesso non è neanche commozione, è di stupore felice. Quando è morta una persona a Bruzzi, Molise, non mi ricordo da quelle parti lì, un uomo, la moglie e i figli, hanno portato i vestiti tipici, sì, ma anche commozione a dire il vero, cioè ha voluto che il loro caro marito e padre venisse sepolto, però vestito come è nella loro terra. Questo mi è piaciuto molto, per dire il rispetto del corpo, altro che in un sacco nero e varechina, tutte quelle robe. Quindi questo come esperienza personale. Poi dal punto di vista, sì, poi come sacerdote dico dopo, perché sì, come uomo, certamente io sono molto stupito di come la nostra società è sprofondata nella perdita di valori, di democrazia e di rispetto gli uni degli altri. Ma vedevo anche ieri dei post che mi arriva, giocattoli per i bambini. Allora, cadaveri, mostri, tutte robe mostruose. E questo sarà 20 anni che va avanti. Ma com'è possibile che i nostri figli si divertano e che noi li lasciamo prendere in mano questi che non sono giocattoli, ma sono robe orzoidi, perché non voglio dare la colpa a Satana che non ha. Queste le facciamo noi, esseri umani, queste cose qua, queste porcate. E quindi è tutta una scuola che ha insegnato a disprezzare l'essere umano, calci, violenze, film che vedo, taglia la testa come niente fosse, tutta roba. Quindi ecco questi 2 intanto, che non è nato per caso il crimine della finta, cioè della situazione di violazione grave di diritti umani 4 anni fa, ma è il frutto di un degrado civico. E poi dirò la parte spirituale che è quella mia. Grazie. Allora, direi di fare un altro giro. Vi lascio dire quello che volete, ovviamente. A me piacerebbe che ciascuno di voi, se ce l'ha in mente, facesse un qualcosa, cioè dicesse qualche consiglio da portarsi a casa per riuscire a migliorare un po' le cose per il futuro, come diceva l'avvocato, che non succeda un'altra volta.
voi con la vostra presenza, con il vostro comportamento, con i sacrifici che avete fatto ribellandovi a certi diktat, avete dimostrato che quella è la strada da percorrere. Se vi viene in mente qualcos'altro, bene, se no... Che vinso. Allora, il problema fondamentale è che cosa si ripresenterà e quando si ripresenterà, ma sicuramente si ripresenterà. E non è solo l'aspetto sanitario che ci ha colpito in questo periodo, ma sono altre cose. Si cambiano i limiti all'elettrosmog, no? Io da sindaco mi sono confrontato con quelli che facevano adesso tutti i lavori nei comuni, buchi da tutte le parti perché la tecnologia deve avanzare, come se mediamente la società, se una mail arriva in un nanosecondo piuttosto che in un secondo, traesse chissà quale vantaggio. E confrontandomi con questi delle società che mi presentavano tutti i diritti che avevano in questo mondo, e zero che avevo io come rappresentante, alzavo la mano e dicevo sì, ma i soldi per mettere a posto le strade me li date? Ah no, mica è previsto. Ma noi lo facciamo per il bene comune. I governi mettono sopra le leggi che permettono di superare qualsiasi questione. E cosa ha potuto fare il sindaco? Potevo solo fare la guerra alla rovescio. Andavo a vedere dove parcheggiavano fuori dalle aree di competenza i loro mezzi e gli mettevo la multa. Facevo la guerra, se voglio farlo. Allora, chiaro che non li abbiamo fermati, però io ho consigliato a tutti i cittadini, a meno di quelli che hanno, non state attaccarli, tanto non cambia niente. Difatti, adesso ti obbligheranno a avere tutto elettronico, wallet o che diavolo è, ad essere attaccati a queste cose. E dobbiamo cominciare a resistere. Cioè io un pezzo che ho cominciato, cito sempre che da sindaco sono uno dei primi che ha fatto causa allo Stato quando ci rubavano l'IMU. Cioè, facevano la legge di bilancio e tu ti trovavi meno 500.000. Ma perché, scusa? Perché va bene così, abbiamo rifatto i conti. La fregatura è sempre per chi sta più sotto. Sono andato a un avvocato e gli ho detto, ma è giusto così? No, può fare ricorso. Cito sempre, perché non è... In provincia di Treviso ci siamo messi insieme un po' di comuni e abbiamo portato a casa 124 milioni indietro. Vinto il Consiglio di Stato, no in più osteria solo. Capito? Quindi resistere si può. E bisogna che cominciamo a resistere, perché quello che mi ha stupito è che abbiamo accettato questi ignomini come se niente fosse. Se invece dei 30, dei 300, dei 3.000 o dei 30.000 ci fossimo fermati tutti, anche i colleghi che la pensavano come me, ma non avevano, li avremmo fermati. E questo dobbiamo metterci in testa. La disobbedienza civile non è disobbedienza che non ha valore, ha valore. Gandhi insegna da questo punto di vista, però bisogna avere il coraggio di farlo, perché quando mi ha telefonato il direttore generale e mi ha detto Riccardo sei sindaco, sei un medico che va verso la fine della carriera, una carriera stimata, chi te lo fa fare? Io ho detto me lo fa fare la mia coscienza. Ma non tanto per me, ma per tutti gli altri. Allora, questo dobbiamo metterci in testa e con questo dobbiamo convincere moltissima gente, perché c'è l'abitudine di pensare che va avanti chi, che intanto mi ho a fare altro. Questo individualismo che in Veneto, ahimè, si è molto diffuso, perché una volta la civiltà contadina da cui veniamo fuori ci faceva molto più solidari. Tutto questo modernismo che porta anche le cose che ha detto Don Floriano, no? Questi valori che non sono valori disvalori, li abbiamo seguiti. Allora io non sono qui per dire che quello che è moderno, che la tecnologia non serve, però il preservare la dignità umana dipende da voi, perché voi siete umani, voi siete umani, noi siamo umani, noi dobbiamo resistere, noi non dobbiamo aver paura, perché loro perché hanno vinto? Col terrore. 4 emeriti deficienti andavano a dire e si moriva immediatamente.
Poi andavi a guardare le statistiche, la mortalità inferiore a certe influenze che io ho affrontato nel passato, per dire io che sono un medico di campagna. Terrore, museruole a orari diversi, la scienza. Ma scusa, la scienza il braccio sì, no, per volere restare a fare un ballo qua alla rovescia. Abbiamo creduto a ste panzane. Quel giorno che io ho scritto da sindaco, toglietevi la museruola quando siete fuori, sono stato fulminato dal prefetto e gli ho detto di andare a fare quella roba lì. Perché un sindaco non poteva mettere in discussione. No, ma non è buttare l'autorità. Io sono figlio di un ufficiale polacco. La disciplina a casa mia, manco male. Era, se te sbaglia, te paga. Però mi ha insegnato il valore della disciplina, che non vuol dire obbedienza cieca, che mio padre che mi diceva devi fare l'obbediente, però ragiona con la tua testa e va dove ti porta la coscienza. Io credo che sia questo il messaggio positivo da cui dobbiamo partire. Però non sarà Giacomini, non Floriano, il sottoscritto. Voi dovete essere protagonisti di questa cosa, ve la dovete portare nel cuore, ve la dovete diffondere e difendere sempre, perché difendete voi il vostro passato, il presente, per dire quello che hai detto, e il futuro, i nostri figli e nipoti. Così si dice, tu nei banchi sempre. Ci siamo sbagliati, dovevamo lasciarlo per ultimo. Ma chi è che qua? Chi se la sente? Perché dopo il discorso così dura per Dario, per te, mi spiace. No vabbè, ti do la tessera honoris causa di Contiamoci, perché sono i valori e il modo di essere che proprio ha già nel nome per cui siamo nati, proprio il fatto di prima di tutto rispondere alla propria coscienza e quindi di non preoccuparsi se si è da soli o se è in 10.000, ma prima di tutto guardarsi allo specchio, guardarsi dentro se stessi e dire a questo io non ci sto, quindi non standoci comincio ad andare in un cammino e magari lungo questa strada poi incontro tante altre persone che come me vivono dentro di sé la stessa decisione, con lo stesso coraggio, con la stessa forza e quindi poi diventiamo magari quella massa critica che può far cambiare le cose. Io ci credo fermamente per tutto quello che ha detto proprio Riccardo fino adesso, e quello che dobbiamo fare adesso è però salire di livello, cioè riuscire a parlare anche agli altri, è riuscire ad organizzarsi, perché noi dobbiamo andarci a riprendere tutti quegli spazi nostri, pubblici, che ci sono stati tolti, perché gli ospedali ce li hanno tolti, le scuole ce li hanno tolte e così via tutti gli altri spazi sociali. Noi dobbiamo andarci a riprendere, dobbiamo essere, scusate il termine non è molto difficile, però quella metastasi, che quelle cellule un po' pazze che entrano in questi corpi e si moltiplicano e li vanno a riprendere, perché io non credo, so che molti spingono, no, per andarsi a creare delle realtà alternative, delle enclave in cui poter stare, in cui poter vivere secondo dei criteri che ci sembrano più vicini alle nostre sensibilità. Verremo spazzati via nel momento in cui daremo fastidio. Lui era un sindaco, sei ancora sindaco, eri sindaco e appunto dice io sono l'ultimo, se mi cambiano la legge di bilancio sì, posso provarci, però quando vogliono poi schiacciare quel tallone ti schiacciano. Quindi pensare di poter con facilità uscire, crearsi un'alternativa, secondo me è funzionale al sistema. Benissimo, sognate pure, noi andiamo avanti, facciamo l'agenda 2030, 2050, cessioni di sovranità all'OMS, i grilli a tavola e via discorrendo. Quindi invece no, noi dobbiamo avere la forza, il coraggio, la determinazione di organizzarci e andarci a riprendere i nostri spazi. Non siamo noi che dobbiamo andare via, sono loro che se ne devono andare. E questo lo dobbiamo fare anche perché penso che siamo l'ultima generazione. Io non credo
che ci siano altri spazi nei prossimi anni. Penso che siamo in un momento della storia veramente di cambiamento, no? L'età moderna, l'età contemporanea, stiamo arrivando nell'età post qualcosa, e quindi la sfida non è più destra-sinistra, non è neanche alto-basso, no? Tante volte si dice, c'è chi parla di alto-basso. Io penso che sia la sfida è trasversale tra chi vuole vedere ancora nell'umano e chi vede nel transumano. Allora, purtroppo siamo in minoranza, quelli che credono nell'umano, perché gli altri sono stati educati. Una bambina che va a scuola, alle elementari, vede i libri che legge o che gli propongono, quello che gli dicono gli insegnanti, e l'indottrinamento parte già a quell'età. Quindi noi prima di tutto dobbiamo salvare il seme, come dice Elisabetta Frezza, e quindi i nostri figli. Dopodiché per loro portare questa fiaccola in un periodo buio, che sarà lungo, ma dobbiamo farlo perché dobbiamo consegnarla a loro, e loro potranno essere quelli che probabilmente l'avranno vinta, perché io non ci credo che questa situazione qua, questo mondo mortifero, possa durare a lungo, perché mi sembra una grande torre di Babele che crollerà. Però ci vuole qualcuno che questa fiaccola la tenga in alto e la ceda come un tedoforo a chi verrà dopo di noi. Questo penso che è il nostro compito, però è un compito che non si risolve in un anno, in 2 anni, probabilmente si risolve in un decennio, in un ventennio, e noi dobbiamo avere la forza e la pazienza di non mollare, perché sarà un percorso veramente nel deserto. Grazie Dario. Guardando la partecipazione al Senato come questa, io mi sento ottimista. Io un po' meno. Io un po' meno perché manca una classe, una fascia di età. Sono quelli gli over 40, sono troppo pochi per dentro. Non a caso le sanzioni under 40, sì, di under 40, non a caso le sanzioni sono state messe agli over 50, no, perché legandomi al discorso di Dario, perché c'è una memoria storica da colpire. Quelli che hanno più di 50 anni sono quelli che hanno conosciuto il mondo com'era prima, non hanno avuto l'indottrinamento che hanno avuto i ragazzi dagli anni 80 in poi, e quindi sono quelli più pericolosi in un certo senso, no? Prima ho chiuso il mio intervento di prima parlando di testimonianza. La vostra, la vostra responsabilità consiste proprio in questo, nel testimoniare, nel dare, tocca a noi passare la fiamma, ma bisogna tenere accesa quella fiamma, perché molti non la conoscono, quella luce non la riconoscono. Quindi facciamoci da una parte coraggio, ma non sono d'accordo con quello che ha detto Dario, chiudersi in se stessi può servire nei momenti quando la bufera è forte, ma poi bisogna uscire, perché sennò, questo è bene, questo è un bel segnale, questa sera, però non deve finire qua, no, dobbiamo difendere. E una dei punti, ecco, faccio 2 riflessioni, una chiamiamola metapolitica e l'altra giuridica. Uno dei punti per i quali si è arrivato a questo punto, scusate, sono le parole, è per non aver risolto un nodo che era risultato palese già negli anni 90, il cosiddetto conflitto di interessi. Tutti hanno attaccato Berlusconi, sembrava, ma il conflitto di interessi non era di una persona, è il sistema che è pieno di conflitti di interessi. Ha fatto un esempio, di cui posso essere testimone anch'io come avvocato, delle compagnie telefoniche piuttosto di quelle energetiche. Hanno una prepotenza, di questo bisogna parlare, perché gliel'hanno concesso a livello politico. E chi gliel'ha concesso? Persone che sono in pieno conflitto di interessi. Io adesso questa sera non farò nomi, ma guarda, contiamo potrei anche farne. No, ma ricordatevi lo snodo dal 92 in poi, è una data
c'è stata la caduta del muro e quello è il dato politico, è finito i due blocchi, la guerra fredda è finita, ma a livello proprio economico-politico nel nostro Occidente è il 92, in Italia in particolare, tutto il periodo delle privatizzazioni, di quei conflitti di interessi che tutti dicevano di voler combattere, e nessuno ha fatto, destra e sinistra, uno straccio di legge in questo senso, perché ci hanno marciato e mangiato in tanti questo conflitto, fino ad arrivare a queste situazioni dove io difendo i consorzi di bonifica, però gli arriva la compagnia telefonica e dice, forte di legge statale, dice io adesso qui passo, tu non mi fai pagare canoni, ma io dovrò avere spese di manutenzione in più, se cade l'acine pago i danni, devo avere un'assicurazione in più, devo formare il personale in più, e questi che fanno i miliardi non si preoccupano di nulla per il territorio, non c'è nessun ritorno diretto per il territorio. Poi ci dicono, ma questo fa parte della modernizzazione e quindi tutto il territorio ne avrà beneficio. Beh, è da vedere, ed è qui l'equilibrio, la nostra umanità, il senso di umanità deve essere anche, come potremmo dire, un parametro di questa modernizzazione. La modernizzazione non è un valore in sé, va misurato. E questa era la riflessione generale, come l'ho definita metapolitica. La riflessione giuridica. Allora, il diritto, in questo periodo ho difeso molti sanitari, ma non solo, e ho trovato molte persone coraggiose, ma ho anche trovato molte persone pavide e soprattutto persone sfiduciate nel sistema giustizia, che hanno mille ragioni per essere sfiduciate. Ma come raccontavo anche prima, per le multe a over 50, dove non c'era nessun beneficio strettamente economico, no? Erano 100 euro, ma tanti, in 5-6 casi, li ho vinti tutti, lo hanno fatto semplicemente per dare un segnale, e quelle persone sono ammirevoli in questo senso. Bisognerebbe che fossero molte di più questo tipo di persone, dove si spendono perché purtroppo la giustizia, e questo è un altro di quei fenomeni come la sanità, dicevamo prima, dal 94 in poi l'hanno affossata man mano, ma anche il sistema della giustizia, posso garantirvi, dagli anni 90 in poi è peggiorata, riforma dopo riforma, non ultima la Cartabia, che non c'è un avvocato e un giudice che dicono possa dire che sia una buona riforma, ma soprattutto è diventata una giustizia costosa e quindi non accessibile alla maggior parte della gente. Cioè, quando solo di contributo, quella che era la banca da bollo una volta, i 20 euro, i 40 euro di una causa, adesso per la causa più stupida devo spendere 670 euro per andare a trattare. Se poi è un appalto vado a 6.000, 9.000 euro per andare dal giudice mi ascolti. Cioè, capite che è già qualcosa che è distorto. Non parliamo della Corte Costituzionale perché poi facciamo note, se no. Dico solo una cosa della Corte Costituzionale, perché molti sono stati schifati dalle pronunce, soprattutto la 14, 15 e 16 del 30 novembre 2022, sono state sentenze che passeranno alla storia in negativo della Corte Costituzionale, che è sempre stata da molti, anche giustamente, considerata un faro, perché è la tutela della nostra bella Costituzione. Per quello dico anche che non sono anche ottimista, perché vedo una convergenza in un certo senso. Hanno cambiato la Costituzione da che tempo, destra e sinistra. Voi sapete quanto è difficile cambiare la Costituzione? Lo sapete? Vogliamo passaggi positivi. Ecco, no, l'hanno cambiata,
l'articolo 9 e l'articolo 41. Sull'ambiente qui potremmo fare un convegno, una riunione solo su questo. E con l'amministrazione di Campo San Martino l'abbiamo anche fatta in parte. Messaggio positivo. L'ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia, tra l'altro su una causa che riguardava un iscritto di Contiamoci, che abbiamo anche difeso, pur non essendo stata positiva nella stesura finale, da un principio molto positivo che probabilmente deve essere ancora misurato sul campo. Adesso io sto provando in questi giorni a vedere che effetto che fa. No, c'è questa sentenza del 171 del 20 giugno del 2023. Cosa ha detto alla fine? Parlava di circolari, era un caso di una guarita infermiera che, nonostante guarita 2 volte, prima di riprendere a lavorare, avevano detto: beh, ti iscrivi, prenoti la vaccinazione dopo 3 mesi da 2 guarigioni, da un vaccino e una guarigione. Che senso scientifico ci sia in questo lo capite tutti voi, ma quindi il tema era: una circolare può dettare norme sulla salute, può andare a violare l'articolo 32, questo era il tema, il valore delle circolari, che valore hanno nella gerarchia delle fonti. Bene, la Corte Costituzionale ha avuto il coraggio di dire che in casi eccezionali, in casi di pandemia, eccetera, anche le circolari vanno bene. Lo ha detto questa sentenza, però ha detto un'altra cosa. Al giudice di merito, perché fino a questo momento, pur avendo vinto diverse cause, però l'ho sempre vinte per motivi formali, e non solo io, la maggior parte dei colleghi, le sentenze che entrano nel merito, a parte che saranno 3-4, soprattutto penali, di civili saranno 2-3 che entrano nel merito. Una è mia, che cioè riguarda un giudice di pace. Ma la Corte Costituzionale cosa ci dice? Perché tanti giudici dicevano: lo dice la scienza, lo dice AIFA, lo dice EMA. No, il giudice della Corte Costituzionale ha detto: se il giudice nutre dei dubbi sul valore scientifico della circolare, ha il diritto e il potere di andare a verificare, chiedendo anche al Ministero. Quindi quel modo pilatesco che per 3 anni abbiamo tastato nei tribunali, cioè quel modo pilatesco con il quale molti giudici dicevano: non mi compete, a me è stato detto durante una causa, questa è politica medica di cui io avvocato non voglio metter bocca, questo modo di dire, di pensare, potrebbe finire alla luce di questo principio che all'interno di una sentenza pur negativa è stato affermato. Quindi, caro giudice di merito, non venire più a passare la palla alla Corte Costituzionale, perché ci siamo rotti le scatole di affrontare questi argomenti, e puoi entrare tu. E questo sarà un'assunzione di responsabilità che speriamo venga accolta positivamente dai giudici che fino adesso per la maggior parte invece si sono nascosti. La battaglia è lunga, ma vince. Bisogna crederci. Io personalmente, io sono tra gli sfiduciati del sistema di giustizia italiano, ma semplicemente per un motivo, perché a capo della giustizia in Italia c'è Sergio Mattarella, che è la persona che ha bistrattato, ha firmato tutti questi decreti leggi di PCM vari che ci hanno tolto i diritti costituzionalmente garantiti, poi va a Sanremo e da giullare Benigni ci fa decantare la Costituzione. Questo è quello che abbiamo visto in molte regioni. Allora, prima di passare a eventuali domande ho detto prima di passare a finire. Diceva che ti fossi in fase anticlericale. Io non clericale, no. Fammi finire. Prima di passare alle eventuali domande chiediamo una ispirazione, una preghiera o una parola. Don Floriano.
Una benedizione. Volevo fare una preghiera un po' più lunga. Per Giorgio una benedizione. Però penso che la preghiera era in questo senso, che come Chiesa, almeno ufficiale, abbiamo fatto proprio una figura di M. Perché la Chiesa siamo noi, non siamo loro. La Chiesa ufficiale è cosa che un certo punto. Perché quando io penso, mi alzo in piedi perché parlo di cose sacre, quando penso alla Chiesa, sapete che penso? Cioè, sono tornato un bambino, ho studiato non so quanto, ma penso a mia mamma e a mio papà. L'avrò già detto anche altre volte, ma la realtà è quella. Dentro di me, quando vedo qualcosa, quando sento il Papa che dice, penso, sarà la contenta e la cosa lì sarà la cioè, penso a mia madre soprattutto, ma anche mio papà, ma soprattutto lei, perché le vedo persone pure, pulite. E quindi c'è quell'istinto di dire questo, come avevano l'istinto di amare noi 5 figli, e così avevano anche l'istinto di amare la campagna, di amare tutto, anche un istinto religioso, diciamo. Questo dà molta libertà e molta forza. In questo seguo anche mia madre, ancora più di mio padre, che lei era guardingo, invece lei no, e lei quando è. E infatti io faccio mia, questa non è più una roba religiosa, ma è una cosa umana mia. faccio mia questa frase. Dicono che i ribelli creano problemi, no? Sono i problemi che devono creare i ribelli. E allora io dico i ribelli. E sono arrabbiato di tutto questo, vabbè, niente, dobbiamo diventare una società più virile, per non usare altri termini, cioè avere un po' di sostanza, come l'albero di Natale, dai. Tra l'altro io amo tantissimo il patriarcato dell'Ecclesia e il canto, e tornare alla vera fede. Allora, quelli che sono morti, che non ci hanno lasciato neanche andare a benedirli, la cosa è super grave. Volevo fare il Salmo De Profundis, ma non c'è più tempo per farlo come volevo io. No, perché io volevo farlo bene, con un po' cantato, tipo così. De profundis clamavi te Domine che saudi, e può spiegare. Allora, per cosa? Non per noi e per me, per loro che sono stati assassinati in sostanza. Mancato di dire. Ma allora loro meritano qualcosa di più. Penseremo. Qua facciamo soltanto Padre Nostro. Chi vuole si può alzare in piedi, ho preso proprio anche la mano, perché però non è che non abbiamo paura. Lo sapete perché la mano che mi va bene? Perché mi è venuto in mente l'esempio degli uccelli, quelli che volano. Ora, per volare bisogna avere 2 ali. Invece ci stanno trasformando in uccelli con un'ala ferita. Non vogliamo più. Per avere 2 ali bisogna essere in 2. Allora andremo su. Da soli non ce la faremo. Questo è il paragone. Ali sovrane, anime sovrane, libere, anche nel campo della fede. E se il Papa sbaglia si dice, no caro, non puoi dire che è atto di amore, questa è una violenza di Stato. Però si parla, non è, perché sono fiducioso, io penso che ce la faremo.
ma ce la faremo insieme. Voi non siete spettatori adesso e ascoltatori, siamo tutti protagonisti. Torniamo a casa carichi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Almeno 3 l'eterno riposo per questi che sono stati trattati così. L'eterno riposo dona loro, Signore, che splenda essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, che splenda essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Alle famiglie colpite dal dolore e a noi tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Grazie mille. Se non avete fretta di scappare, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ecco Giorgio. Domanda corta. Qui chi è arrivato? Mamma? Sì. Io che vedo tanto. Allora avevo 14 anni, adesso ne ho 64, fra poco 65, che prendo, è stata l'ultima benedizione. Vabbè, insomma, succede anche queste cose. Comunque ti rispetto, Floriano, ovviamente per la carica che dai, per la tua convinzione, ovviamente. C'è Alberto Medici che mi dice verai, ma non lo so quando verrò a farmi vedere, non lo so. Mi stava aspettando, vabbè. Ma a parte queste battute, io volevo andare sul film di questa sera, no? La seconda volta che lo vedo, sto per modo di dire, di ascoltarlo più che altro, dove che allora io non voglio fare il complottista, però qui c'è stata una criminalità dello Stato, perché secondo il mio punto di vista sono ipotesi che faccio, e una mia non sono domande, ma le rivolgo a voi magari anche con le vostre esperienze. Perché dico questo? Perché per me hanno fatto degli esperimenti. Hanno preso delle persone così, diciamo a caso non esiste, mi hanno fatto degli esperimenti e hanno messo su un sacco nero, senza autopsia, senza niente. Come sono morte queste persone? C'è l'articolo 32 della nostra Costituzione, che l'avvocato Pier Francesco Zen conosce benissimo, che parla della inviolabilità del nostro corpo. Lo Stato si è preso il nostro corpo. Lo Stato ha fatto tutto quello che ha voluto senza il nostro permesso. E questo per me è una cosa grave. Non grave, super grave. Il nazismo, prima mi pare che fosse stato l'ex sindaco, mi permetta, ex sindaco, ma non riesco, devo ancora imparare il suo cognome. Riccardo. Ecco sì, la chiamo Riccardo. Ha citato il nazismo, ha citato anche il comunismo, certo, vabbè, sono due, diciamo, periodi brutti per la nostra storia, però soprattutto perché conosciamo forse meglio la storia del nazismo, in cui medici o comunque
scienziati che si dichiaravano scienziati hanno fatto degli esperimenti non solo sugli ebrei che muoiono nell'olocausto, ma anche sui disabili, anche su persone di altra religione, anche, non so, sugli omosessuali. Oggi mi sento donna. Domanda, vogliamo la domanda? No, la mia non è una domanda, è solo una riflessione che comunque la rivolgo ai quattro relatori di stasera. Giorgio, posso rispondere? Secondo me siamo molto più avanti rispetto alle stagioni degli anni 20 e 30. Io non penso che forse da questo film sembra appunto che si parli di corpi. In realtà quello che si vogliono prendere non sono i corpi, sono le anime. È molto peggio come situazione, perché quello che stanno facendo, non so se, come dici tu, è sperimentazione sugli esseri umani dal punto di vista fisico, sicuramente, perché c'è scritto sui documenti, se andate nel sito del World Economic Forum, le trovate, è stato un grandissimo esperimento sociale, e loro lo hanno definito proprio così. In un documento di settembre 2022 loro parlano del Covid, del periodo Covid, come il più grande esperimento sociale ben riuscito. E hanno testato il grado di ubbidienza delle persone, che quindi è possedere l'anima delle persone, perché è sciocco e soprattutto ti costa un sacco di energie possedere i corpi, imprigionarli in qualche modo, no? Gestirli. Invece le anime è molto più sottile, si può attraverso le telecomunicazioni, attraverso gli smartphone, attraverso questi strumenti ingabbiarle molto più facilmente e portarle dove vogliono loro. E questo è quello che dice questo documento, analizzando anche le fasce d'età, dimostrando appunto quello che diceva prima l'avvocato Zen, che la fascia è sotto i 40 anni è sicuramente quella che ha aderito maggiormente a questa narrazione ed è più pronta ai passi successivi. Lì si parlava dell'impronta carbonica, no? Del cosiddetto green, e via discorrendo, che sono i veri strumenti che ci serviranno per ingabbiare completamente la società, perché è tutto legato. Poi sembra che uno faccia dei discorsi che parla in frasco, ma per esempio quando parlava della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che qui sì, ma il 9 è quello sull'ambiente, no? E anche il 41, avete un esempio di me, però sta di fatto rendete conto che contemporaneamente il codice deontologico dei medici si sta discutendo che il medico deve essere anche a tutela della salute pubblica legata anche alla salute ambientale, e quindi capite come tutto prende, cioè si uniscono i vari punti, e anche l'economia, la nostra vita di tutti i giorni verrà regolata e sanificata in funzione di quanto noi come esseri umani possiamo inquinare, quindi siamo agenti patogeni per la terra che dovremmo essere in qualche modo combattuti, sterminati, fare una terapia antibiotica per toglierci di torno, perché questo fondamentalmente secondo me è l'obiettivo finale. Se proprio c'è una sperimentazione è in questo senso, cioè l'uomo non è più, diciamo così, il domus, cioè colui che è su questa terra, fa parte della natura ma un pochettino ne è il signore, ma deve essere, diciamo così, scendere di grado, anzi è colui che danneggia il pianeta, e quindi in qualche modo deve essere ridotto il numero. Vuoi dire qualcosa anche tu? Mi permetto di integrare, perché il problema non è chi degli uomini deve scendere dalla corsa, cioè sono gli esseri inferiori, non quelli che appartengono alle elite, parliamoci chiaro. L'attacco alla motorizzazione, le vetture elettriche e quant'altro, porta al fatto che non dovrete avere una macchina voi, cittadini semplici, voi schiavi futuri. Non è un film, non siamo su un film, siamo alla realtà che è avviata. Tutto sto grido, chi non è per il cioè, vuol dire, chi ha un po' di sale in zucchero non butterebbe mai spazzatura in un fosso dove non ci voglia. È una questione prima di tutto di educazione, poi di educazione ambientale, poi di rispetto. No, tutta questa esasperazione, io lo vedo a mia figlia a 5 anni,
all'asilo. Già all'asilo mi è venuta a casa per le vostre lamentazioni, in un momento avevo sentito io e sua madre parlare, lamentazioni su questo, non fa bene per l'ambiente, vuol dire che già in un asilo parrocchiale si comincia a fare un indirizzo in un certo senso. Io sono andato lì e ho detto non vi permettete più di dire sciocchezze perché non voglio che venga a casa e mi metta su due donne e 2 uomini sul presepe, perché a casa mia non funziona così, ma non perché sia anti qualcosa, capite? Quindi è tutto pervaso, è tutto, ed è vero che i giovani già sono preparati a questo, però se la rivoluzione nel 68 la facevamo sedicenni o un po' di più, adesso la rivoluzione la facciamo noi, sempre noi che siamo diventati un po' più con i capelli bianchi, ma abbiamo lo stesso spirito di resistenza. Rispondo anch'io a Giorgio, no? E condivido quello che ha detto Dario e Riccardo, cioè che ci sia stato un esperimento a livello mondiale di tipo sociale, oltre che medico, non c'è dubbio. Che questo si inserisca in una visione che ha qualcuno, giustamente, che non è certo frutto di una consultazione popolare, di un confronto, ma evidentemente di qualche elite, è altrettanto vero. La cosa triste dal mio punto di vista, che prima ho accennato, è che c'è una convergenza destra-sinistra che è possibile solo perché in certi posti hanno messo, e questo ci dice da quanto tempo la preparavano, perché non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, cioè, che in paesi importanti contemporaneamente ci siano Macron, Draghi, Trudeau, tutti che vengono fuori, sappiamo da dove, dall'alta finanza, non è una coincidenza o un caso, come ha detto prima Giorgio, il caso non esiste. E accennavo ai 2 mutamenti fatti notte e tempo, per me è stato incredibile da avvocato, da giurista. Ricordate il tentativo di cambiare la Costituzione di Renzi, cioè, il referendum, non c'è riuscito, a posteriori dico per fortuna, ma c'era stato uno sforzo enorme per cercare di farlo. Questo, notte e tempo, in pandemia, febbraio 2022, sono riusciti a modificare. Ci vuole il doppio passaggio Camera-Senato per un passaggio costituzionale, l'articolo 9 e l'articolo 41. Ve lo leggo per farvi capire l'idiozia, ma nello stesso tempo il disegno che sta dietro. Allora, il nostro bellissimo articolo 9 di prima, diceva: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico, artistico della nazione. È stato aggiunto quella notte era, come vi dicevo, febbraio del 22. Tutela, è stato aggiunto un comma, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Qui siamo in piena propaganda, perché dire una frase del genere nella Costituzione, dove si usano le parole pesate, dove ogni parola deve avere un peso, questo è uno slogan, non è un testo giuridico. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Cioè, in Costituzione, questo in Costituzione. L'articolo 41, coordinato disposto, no? Per dire come l'hanno architettata, l'articolo 41 nella vecchia versione diceva: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Bene, cosa hanno aggiunto in questo articolo? La parola salute e ambiente e sicurezza. Cioè,
Se uno legge la prima versione, la seconda gli pare quasi uguale, invece no, in quella notte hanno aggiunto la parola salute, ambiente e sicurezza, ma chi decide quando c'è il danno alla salute? Sarà quella Corte Costituzionale che si è pronunciata in quel modo. Questo per dire che il disegno c'è, come Giorgio, cioè solo uno che vuole negare la realtà e la verità può dire che non c'è un disegno. Dopo, sono d'accordo con Riccardo, chi decide quale sia il disegno non siamo certo noi, purtroppo. Buonasera, mi chiamo Marco e grazie per essere qua. Volevo porre una domanda, una riflessione anch'io. Io penso che gran parte del danno che abbiamo subito tutti sia derivato dai nostri consensi che abbiamo dato ai vertici. Tutto questo secondo me poteva essere fermato nel 2020 con una azione facilissima: non indossare mai la mascherina in nessun posto, neanche dentro. Io non l'ho mai messa, neanche, ma non per pavoneggiarmi assolutamente, ma per far capire a chi magari ha ancora un po' di paura che si può non mettere e ottenere i servizi. Io ho girato ospedali senza mascherina nel 2020, 21 e 22 e non è successo nulla. E quindi ho tolto quel consenso. Però mi aggancio anche a questo famoso articolo 32 della Costituzione, che a me piace soprattutto l'ultimo periodo, quando si dice che in nessun caso viene violata la dignità dell'essere umano. E l'hanno storpiato nelle televisioni questo articolo perché prendevano a comodo solo la prima parte. E ciò che a me fa dire che loro andranno avanti, perché non si fermeranno. Ma il nostro compito è quello di mantenere, essendo il territorio ancora una repubblica democratica, l'alternativa di scelta. Quindi creare quelle alternative che permettono alle persone che non accettino certe cose di avere comunque quello che rispetta. Perché, e questa è la domanda, non perché, quanto peso secondo voi avrà ancora il ricatto? Io mi sono trovato, sarò breve, in un bar con un amico ed era l'inverno del 2021 e lui aveva la tessera verde e io no. Arrivò la cameriera e chiese la tessera verde e lui tirò fuori il cellulare e mostrò il QR code. Io la guardai e dissi, gli chiesi come sarà un euro e poi dissi non ce l'ho. E quindi ho fatto, andò a chiamare il titolare venne, iniziò chiaramente la questione, impauriti dalle multe, che per multe non sono, ma sono verbali di accertamento. Iniziò a far casino, un amico andò fuori, tentò di trascinarmi fuori, e detto non guardarmi, vattene fuori per cortesia, e restai a questionare. Poi comunque uscii e parlando con il mio amico lo guardai e gli dissi: ma tu ti rendi conto che io sono uguale a te, sono una persona come te e non ho questa cosa e non posso stare dentro a bere un cappuccino con te? E poi lo guardai, lui si fece il vaccino, ce lo fece, 2 dosi. Perché? Perché sennò veniva sospeso. E gli ho fatto: ma non ti sembra un ricatto questo? Lui fa sì. E allora secondo me quando c'è un ricatto non c'è niente di buono sotto. E mi disse niente, ma solo 4. L'altro baluardo, che secondo me furono i medici, quando venne questa famosa legge dell'obbligo. Ricatto, se non te lo fai ti sospendo, ma ti va bene vivere qua? In queste condizioni, sinceramente, vi va bene che una proprietaria di un locale mi fa: prendi il cappuccino e nasconditi in bagno a berlo? Ve lo assicuro.
nasconditi in bagno a bere cappuccino e se entra la polizia chiuditi a chiave, ti dico io quando uscire. 2022, a me non sta bene. Io personalmente ho fatto delle scelte molto forti. La Digos mi ha dato una multa per la mascherina all'aperto. Chiaramente una volta contestata è definita nell'etere, sono spariti. Però si può disobbedire in modo intelligente, far capire che siamo persone, non siamo scatolette amministrate. Quindi quando si dice, anche a me, quando si dice lo Stato ci ha fatto questo, a me viene da dire il governo ci ha fatto questo. È diverso il concetto. Però il mio pensiero, lo Stato sono tutte le persone, quindi io non mi sento di aver fatto qualcosa di sbagliato. Quei delinquenti sì, a me così non mi piace. Prima di lasciare la parola a loro, ti rispondo, hai detto una cosa giusta, Stato e governo sono due cose diverse. Noi troppe volte aspettiamo da qualcun altro che ci dica quello che dobbiamo fare. Io mi ricordo che ho intervistato in radio fra Alexis Mugnoro, che è un americano che è stato qualche anno in Italia, non so se lo ricordate, è stato preso dalla polizia diverse volte perché anche lui andava in giro senza mascherina, eccetera. E nell'intervista che gli ho fatto, lui mi ha raccontato delle cose brutte, diciamo così, del Vaticano. Poi dopo un po' che lo ascoltavo, gli ho fatto proprio questa domanda: ma con tutto questo che sai, come fai a stare ancora nella Chiesa? E lui mi ha risposto: guarda che non sono io che sono fuori, sono loro che non sono nella Chiesa. La Chiesa siamo noi. Allora, riportandoci allo Stato, come dicevi giustamente tu, dobbiamo smettere di pensare che lo Stato siamo noi. Se loro si mettono fuori da questa collettività imponendoci delle cose sbagliate, sono loro che sono fuori. Non è la soluzione, però è cominciare a pensare nella maniera giusta. Loro hanno occupato i gangli dello Stato, che è una cosa diversa, però gliel'abbiamo dato noi, no? Questa possibilità. Il sindaco è stato eletto dalla tua comunità, quindi avete l'opportunità di toglierglielo questo potere, perché nel 2020 o 21 Zaia diede quei pannolini, quelle specie di ricordate, no? Quelle specie di mascherine che però per solleticare così l'indipendentismo veneto c'aveva anche, mi pare, la bandiera con le ore di San Marco, giusto? E si fece vanto di averlo dato un po' in giro dappertutto. Togliamogli la sedia da sotto il culo a Zaia, cioè questo è quello che dovete fare, non è che... perché altrimenti ci lamentiamo ma non cambierà mai niente, perché comunque dalla parte loro hanno il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che sono le tre istituzioni dello Stato, e attraverso quello decidono della vita di tutti noi, per cui c'è il singolo che ha la forza, il carattere, la determinazione di fare quello che ha fatto la persona che è Marco, e altri invece che dicono ma c'è un mutuo, 3 figli, cose, e chinano la testa senza rendersi conto che in realtà si sarebbero trovati in buona compagnia se anche loro avessero avuto quel coraggio, perché poi viviamo fondamentalmente di profonda solitudine e isolamento, per cui pensiamo di essere gli unici contro il sistema che è potente, ma non è vero. Cioè, possiamo dimostrare che il re è venuto, però dobbiamo dirlo tutti quanti insieme, e allora vedrete che possiamo assolutamente farcela. Volevo puntualizzare una questione. L'articolo, per parlare della Costituzione, 114 dice che la Repubblica è costituita da Stato, regioni, province metropolitane e comuni, quindi abbiamo pari dignità, perché questo è stato il presupposto per cui io da sindaco ho detto lo Stato non può di aver ragione tramite il governo, perché i governi sono quelli che vengono eletti in Parlamento, però c'è un'altra cosa che è lo Stato, che è l'organizzazione statale. Io ho dovuto in me frequentare un po' dei ministeri che non c'entra niente, nel senso che cambia Berlusconi, chiunque passi, e lì rimangono questi qua, perché fanno una carriera e questi qui non gliene frega niente di voi, non hanno, faccio il presuntuoso, ma per aver visitato i ministeri della volta, questi non sanno nemmeno su quello su cui stanno trattando. Capite qual è il problema?
Quindi è inutile dire lo Stato aver paura. Sono le persone che fanno la Repubblica. Siete voi e voi non dovete aver paura, perché siete voi, perché senza di voi non sono nulla. È la paura che si porta avanti. Io continuerò a ripeterlo all'infinito. Non dovete avere paura. Non camminerete mai soli se non avrete paura, sappiatelo. È l'inno di una squadra di calcio, ma a me piace moltissimo il Liverpool. Non camminerete mai soli, canta qui. E non è un modo di dire di cantare, ma un modo di stimolare e di far sparire la paura. Non c'è paura. Quel giorno che hanno detto che per entrare in municipio dovevo essere vaccinato o avere il tampone, ho detto che mettevo il gazebo fuori e veniva fuori. E mi hanno chiamato subito per dire: ma che disdoro si porta al sindaco? No, non avevi capito, ma perfetto, decoro, vengono fuori i dipendenti e io firmo sotto il collo, non piove tanto che si allena anche dal punto di vista della risposta immunitaria. Il segretario comunale che faceva, voi sapete che c'era il Green Pass a orario, cioè se l'avevi fatto alle 9 scadeva. Allora io gli ho detto: fai il controllo in entrata, punto e basta. Il segretario comunale andava a fare il controllo a mezzogiorno, scaduto fuori dai piedi. E gli ho detto gentilmente: fuori dai piedi, perché tu cambiamo segretario. Perché voi capite che se avete paura delle figure che fanno i guardiani sono cattivi, spietati, ma solo perché qualcuno gli dà la forza attraverso la paura. Nessuno vi dice di andare a rubare. Io me ne sono andato in giro per l'Italia e per l'Europa in barba a tutte le restrizioni, fregando altamente con tutta la famiglia, a fare comizi, a non fare comizi. Un giorno sono rientrato dalla Germania, sono andato a trovare i parenti, e per dire come funziona questa nazione, dal Brennero a Santa Lucia di Piave, che sono quasi 4 ore, qua neve, neanche una pattuglia per strada. Però quei bar e ristoranti a controllare questa monata. E io sui ristoranti e sui bar che mi hanno chiesto di mostrare il Green Pass non sono più tornato, perché bisogna dimostrare che non ci dimentichiamo queste robe qua. Mica gli ho dato fuoco al locale, ma non ci vado. Io ho perso una valanga di amici, perché quando uno un giorno mi ha detto: sai, era maggio del 2021, io devo fare il vaccino perché non posso via fate manco di bere spritz. Voi capite che l'idealità, per quanto in Veneto lo spritz sia una roba importante, non mi sembrava così forte l'idealità dello spritz, perché capisco uno che ha il lavoro, che ha problematiche, lo posso capire di fronte al ricatto, ma dite va per fare spritz. Io ho perso gente a cui ho salvato la vita, che mi ha detto: sei tomato. No, io sono sano, anzi continuo a ragionare come quando ti ho salvato la vita, e se ti che mi paga se ora va a essere un pochettino. Quindi io torno a ripetere. Voi sapete che il miglior medico è quello che vi mette la mano sulla spalla, parla con voi, al diavolo della medicina come lei intende qualcuno, sorride con voi, piange con voi. Questa è la miglior parte della medicina per quanto riguarda Riccardo Sciunski. Però è anche la medicina che dovete trasmettere voi, non è il medico. Dovete trasmetterla tra voi. Dovete trasmetterla. Ve lo ordino, per quello che vale vi ordino. Starete meglio anche dal punto di vista fisico, oltre che da quello psicologico. Non sarete, per tornare a prima, non camminerete mai soli se vi aiuterete. Se vi metterete a discutere pacatamente con uno che non è risvegliato, con uno che nega, o con uno che vi dice: dai, è passato, scordiamoci un passato, per dirla una buona. Chi ha avuto, chi è dato, scordiamoci un passato, questa roba qua. Non sono forte in lingua straniera, sono più bravo in veneto, ma... Quindi, da questo punto di vista, siete voi la forza, siete voi il cambiamento. Se ognuno di voi, quanti siamo qua? 200, 300, non lo so. Se ognuno di voi, le prossime settimane, convince e scuote qualcuno a discutere e affrontare serenamente le problematiche, siamo il doppio. Fate ragionare un po' in questo senso. Non è che ragionare.
Sono da queste cose che si cambiano. Non è che arriva l'uomo della provvidenza e fa tutto lui. Ne abbiamo visti uomini della provvidenza in questo periodo, no? La Meloni, Salvini, Draghi, Babbo Natale, non Babbo Natale non lo voglio offendere, ma voglio dire, gli uomini della provvidenza a cui fate la delega sono quelli che ve la fregano, perché sono funzionali al sistema. Invece se voi partecipate e controllate, qualsiasi sia la persona che in quel momento fa il portavoce, lo tenete sotto tiro, perché lui mantiene quella cosa che è umana, per tornare al problema, che ci guardiamo negli occhi, dialoghiamo, soffriamo, ridiamo, ci guardiamo anche quel paese ogni tanto perché fa parte della questione, ma siamo umani, viva l'umanità, è solo questo che ci salverà. Dico una cosina anch'io, intanto mi congratulo con questi 4 favolosi relatori, sono collega di Dario e di Riccardo, sempre bravissimi, conosco perfettamente anche l'avvocato Zen e Don Floriano, bravissimi perché avete trasmesso tantissimo, mi complimento con voi, ma vorrei complimentarmi ancora di più con chi occupa queste sedie. Perché è meraviglioso vedere che finalmente, e questo mi farebbe quasi pensare a un vero risveglio che ci voleva, perché dobbiamo finire di fare il gregge e poi vi dico anche una cosina che potrebbe essere anche appropriata a quello che ho appena detto. Finalmente, quando ci sono serate in cui si parla di questi argomenti e quando ci sono, diciamo, questi che sono considerati praticamente persone contro il sistema, queste sale si riempiono. E invece io ho potuto vedere qualche YouTube, ho potuto vedere qualche situazione dove, diciamo, i guru, i virostar e compagnia bella fanno di quei vuoti pazzeschi, cioè le sale si riempiono di aria. Ecco, l'aria c'è, sì, c'è anche lì. Benissimo. Volevo dire, appunto, riallacciarmi anche a mi sono preso qualche appunto finché parlavano le persone che mi hanno preceduto. Dunque, noi abbiamo conosciuto delle dittature, dei totalitarismi, purtroppo nel mondo ce ne sono tanti, ma di importanti nell'ultimo secolo, tutto sommato, c'è il nazifascismo che viene riconosciuto soprattutto nelle persone di Hitler e forse anche di Mussolini, ma soprattutto di Hitler, il comunismo di Stalin, ma adesso c'è il liberismo di Klaus Schwab. E questo non è che sia una dittatura o un totalitarismo di minore importanza, anzi forse, visto i mezzi di comunicazione che questi, ecco, evitiamo gli aggettivi, che questi hanno, evidentemente, possono essere e sono assolutamente più pericolosi dei precedenti. Allora, io sono un medico, chiaramente non mi sono mai vaccinato anti-Covid, e per questo motivo ho subito il ricatto vaccinale e quindi sono stato sospeso per mesi, ho dovuto chiudere la mia attività privata, ho perso quindi un'attività privata trentennale e prima o poi spero che arriverà il momento di presentare il conto. Siccome, diciamo, andando a sospendere i medici non vaccinati, mancavano i medici, che cosa ha fatto il bravo Speranza? Ha fatto venire dei medici non vaccinati dall'Ucraina, che non conoscevano l'italiano, non so che medicina possono aver fatto, perché, diciamo, il colloquio è di fondamentale importanza in medicina, ma sembrava che fossimo noi il grosso problema. In realtà lo eravamo dal punto di vista di quello che era il messaggio che loro volevano trasmettere. Quindi andavano molto meglio i medici ucraini non vaccinati, quindi non era un problema di vaccino, però bisognava sospendere quelli italiani, che, diciamo, ce ne sono molti, soprattutto fra quelli sospesi forse anche, perché sono quelli che hanno capito diciamo, questo ricatto assurdo vaccinale, il fallimento vaccinale, che era inevitabile, si poteva capire già da subito. Un virus che continua a mutare, diciamo, è ovvio che non trova un vaccino. Pensate diciamo, all'AIDS. Che vaccino c'è stato per l'AIDS? L'AIDS non ha, dopo 42 anni e più che ci si studia sopra, non c'è nessun vaccino. Perché? Perché il virus continua a mutare. E cosa fa il SARS-CoV-2, che è
la gente responsabile della Covid, evidentemente muta anche più dell'HIV, dell'AIDS. Quindi se ci pensate, come non sono riusciti a fare un vaccino contro l'AIDS, perché dovrebbero riuscire a fare un vaccino contro la Covid? Deve abbassare gli anticorpi contro che cosa? Contro il virus originale di Wuhan, che è cambiato non so quante migliaia di volte in questo tempo qua. Pensate di essere protetti? Cioè è come se voi vi vaccinaste contro di me e poi io divento la signorina che mi sta a fianco. E cosa serve il vaccino contro di me se io non ci sono più? Vabbè. Per quanto riguarda invece le mascherine ci parlava prima, si è visto benissimo che le persone con la mascherina si sono ammalate di Covid tranquillamente. Il virus lo puoi introitare attraverso la bocca, attraverso il naso, ma anche attraverso le sclere degli occhi. Una volta ho parlato con una signora, no? Che mi ha detto: ma dottore, ma caspita, se non ha la mascherina è facile che si ammali. Ho detto: no, ma scusi, ma perché lei non si mette la mascherina anche sugli occhi? Perché potrebbe prendere la Covid anche attraverso la trasmissione, attraverso le sclere. E mi ha detto: ma allora non ci vedo più. Ma signora, ci sono anche i cagli per i ciechi. Scusate, cioè se vogliamo essere coerenti, dobbiamo essere coerenti, no? Ok. Effettivamente le mascherine servono solo a determinare il grado di ubbidienza delle masse, cioè quanto le masse aderiscono a delle cose assurde. E volete qualche altro esempio? Ma vi ricordate che ci dicevano che c'è la Covid, quindi i ristoranti, i bar e tutto quanto alle 6 devono chiudere, perché voi non sapevate mica che alle 18 c'è la sveglia e il virus si sveglia e prima dorme. E poi dicevano anche: ma quando andate al bar i vaccinati possono sedersi, i non vaccinati stanno in piedi. Oppure anche quando andate al ristorante, se siete a tavola potete stare senza mascherina, ma se vi alzate in piedi dovete mettervi la mascherina, perché il virus vede l'altezza, no? E quindi quando vede che è alta e vede che siamo in una situazione alta, allora il virus esce e infetta. Se no, se siete seduti, no. Ma allora io mi chiedo: ma Brunetta poteva stare in piedi senza mascherina? No, perché se vogliamo provare a ragionare un attimino, cioè le cose stanno così. Poi sapete che questo virus sa contare. Voi sapete che al ristorante potevate stare al tavolo in 4 persone, ma se eravate in 6 dovevate avere un tavolo separato. Cioè, guardate che questo è un virus intelligente, ragazzi. Un virus intelligente come questo non l'abbiamo visto mai. Sarà, non so, l'informatica forse che dà al virus queste capacità, no? Benissimo. Poi, per quanto riguarda l'immunità di gregge, ma voi, cari colleghi, mi sapete dire perché non si dice immunità di popolo, ma si dice immunità di gregge? Che cosa c'entrano le pecore con l'immunità? C'entrano perché loro ci considerano pecore. E volete sapere un'altra cosa? Cazzo, hanno ragione. Perché ci siamo comportati da pecore, o perlomeno la gran parte delle persone. Sapete qual è il grosso problema? Che il gregge non si è disperso. Per fortuna c'è tanta gente che è uscita dal gregge. Per fortuna c'è tanta gente, più di quella che dicono, che nel gregge non c'è mai stato. Sono le famose pecore nere. Dobbiamo diventare tutti pecore nere. Ma vi dirò di più. Bisognerà che adesso, finisco subito, dobbiamo diventare adesso un popolo diverso, fare branco di lupi, in maniera che chissà che dicono che riusciremo a questo punto veramente a raggiungere l'immunità di branco. Va bene? Allora mi dicono, avrei tante altre cose da dire, ma mi dicono che devo lasciare la sala, per cui vi ringrazio tutti di nuovo. Grazie. Allora ci portiamo a casa
non camminiamo mai soli, perché non sono i ribelli che creano problemi, ma i problemi che creano ribelli. E noi siamo pronti a raccogliere la sfida. Grazie a tutti, buona serata.